Buongiorno, ben ritrovati, buon venerdì 8 luglio. Oggi davvero tante le notizie che andremo a trattare, tanti i collegamenti che faremo, perché andremo a Spresiano, dove sta per essere inaugurato l'ultimo tratto della Pedemontana, un'opera davvero attesa. Sentiremo le parole del padrone di casa, il sindaco Marco Della Pietra, del presidente Luca Zaia, ma poi andremo ad Asiago perché ci collegheremo con il nostro Ferdinando Caravello per parlare della donata che è partita oggi, la donata triveneta degli Alpini, questa grande festa, e vedremo come si muovono, cosa fanno le penne nere. E ovviamente vi ricordo subito gli appuntamenti per vedere delle piccole finestre per vedere questa grande festa, aspettando gli Alpini alle 14:35, alle 20:15, alle 23:25 per raccontarvi il rapporto tra gli Alpini e l'altopiano di Asiago. Vi ricordo dunque 14:35, 20:15, 23:25, ma poi ovviamente torneremo anche a parlare della tragedia grandissima della Marmolada e le ricerche disperate dei dispersi. Ci collegheremo con la nostra Tiziana Bolognani che si trova sul posto. Ma ora andiamo subito a Spresiano perché vedo già in collegamento con noi il nostro Cristian Arboit, Nicoletta Rizzetto. Cristian, buongiorno. Sì, buongiorno Daniela, buongiorno a te e a tutti i telespettatori di Antenna 3. Giornata importante oggi qui a Spresiano perché si inaugura un nuovo tratto di quella che è l'opera fondamentale del Veneto, la superstrada Pedemontana Veneta. Siamo in attesa tra l'altro anche dell'arrivo del presidente Luca Zaia, questione di minuti, e si andrà a inaugurare questo nuovo tratto. Assessore De Berti, parto da lei, vedete anche il sindaco Della Pietra e il sindaco di Villorba Francesco Soligo. Assessore De Berti, partiamo dai numeri, ci dia qualche numero di questo nuovo tratto tra Montebelluna e Spresiano. Ma allora, con questo tratto di fatto arriviamo a 80 km di pedemontana aperta, stiamo parlando più o meno di una quindicina di chilometri. Guardavo prima su Google Maps, senza pedemontana da qui a Montebelluno quanto ci si impiegherebbe e mi dava 29 minuti, cioè da domani ci si impiegheranno 8 minuti, quindi mi capite bene che vuol dire una rivoluzione per la mobilità di questa zona. Una rivoluzione anche e soprattutto sarà una rivoluzione totale quando si arriverà al casello, si arriverà alla 27. Quando si arriverà? Certo, allora adesso abbiamo aperto delle tratte in questi anni per poter anche abituare le persone ad utilizzare la pedemontana e farla conoscere. Entro fine anno verrà completato il tratto da Spresiano a Treviso Nord e quindi ci sarà il completo innesto nella 27 e la galleria di Malo. Rimarrà fuori solo ed esclusivamente il casello di Montecchio, quindi l'innesto sulla A4 tra Brescia e Padova, tra Verona e Padova, ma quello sarà pronto per l'anno prossimo ed è in capo alla Padova come realizzazione. Grazie Assessore. Sindaco Della Pietra, che cosa rappresenta in termini di mobilità questa inaugurazione oggi per il suo territorio comunale? Spresiano, se ce ne fosse ancora bisogno, diventa ancora di più il centro della Marca e adesso uno snodo viario fondamentale per tutto il traffico, ma potrei dire addirittura italiano, perché adesso oltre ad avere una statale, due provinciali, ad avere anche la stazione dei treni, abbiamo il casello di Pedemontana e non dimentichiamo che qui a fianco abbiamo anche un casello dell'autostrada, per cui è chiaro che il volano che si creerà non appena appunto ci saranno i collegamenti di cui parlava l'assessore prima, anche per Spresiano sarà un volano incredibile. Parlo soprattutto dal punto di vista commerciale e direzionale. Spresiano adesso diventa un luogo di assoluto interesse. Io chiaramente me lo auguro, e poi ieri tra l'altro sono stato a Roma a parlare anche del velodromo perché sapete che c'è anche quella partita lì. Capite bene che se si porta a casa anche quello, Spresiano diventa davvero un centro importantissimo. Spresiano, ma anche Villorba, sindaco Soligo, nel senso quest'opera va a incidere positivamente su tutta l'area nord di Treviso. Certo, il volano che si creerà anche con la zona industriale appunto di Villorba, che è la zona industriale più grande della provincia, quindi è un volano molto importante per le nostre attività produttive. Non dimentichiamo che qui
qui vicino c'è la bretella Scatolon, è stata costruita apposta per collegare Treviso Nord appunto al nuovo casello, quindi c'è una viabilità importante che arriverà, ma comunque credo che siamo pronti anche per questo. Ecco, in attesa che arrivi anche il presidente Zaia, che parta l'inaugurazione ufficiale, approfitto della presenza dell'assessore per sciogliere altri nodi importanti dei quali ci siamo occupati parecchio in questo periodo, quello dei pedaggi. Ecco, facciamo chiarezza anche da questo punto di vista, assessore. In questo periodo i sindaci, non solo, ma soprattutto le categorie economiche chiedono una riduzione. E lei che cosa dice? Allora, diciamo che quando abbiamo fatto il terzo atto aggiuntivo, le esenzioni che venivano applicate nel contratto che era in vigore in quel momento non erano esenzioni totali, perché è anche bene che lo diciamo, venivano esentate solo alcune categorie di persone per un tempo limitato e poi non riguardava solo i 36 comuni interessati dalla pedemontana, ma i comuni interessati da queste fasce d'età erano più di 70. Abbiamo fatto una scelta di abbassare le tariffe perché sarebbero state molto più alte rispetto ad oggi, far pagare tutti ma abbassare le tariffe. È ovvio che le tariffe ad oggi risultano essere ancora alte, soprattutto per chi la percorre tutti i giorni, perché un'azienda ovviamente dà un valore del tempo molto alto, il tempo ha un valore molto alto soprattutto per la produttività, però magari il cittadino medio fa fatica a prenderla tutti i giorni. Stiamo monitorando i flussi e nel momento in cui il collegamento sarà completamente aperto e ci sarà l'innesto sulla A4 e l'innesto sulla A27, faremo una verifica se il rispetto dei 27.000 veicoli ci sarà. Tutto ciò che verrà in più verrà utilizzato per interventi di calmierazione sui pedaggi o comunque agevolazioni per i cittadini. Dobbiamo attendere ancora 1 anno e mezzo di fatto perché sia completamente finita, forse anche meno, e poi un periodo di monitoraggio. Quindi, diciamo, l'obiettivo minimo dei 27.000 passaggi al giorno sostanzialmente. Sì, quello è il livello minimo, poi ogni passaggio in più ovviamente l'entrata potrà essere utilizzata per calmierare i pedaggi. Grazie Assessore per aver fatto chiarezza anche su questo punto. La giornata come procede? Qual è la tabella di marcia, Sindaco, visto che lei è anche il padrone di casa? No, allora, sì, padrone di casa per modo di dire, in realtà non sono io che seguo il cerimoniale oggi, anche perché se fosse dato a me capite bene che sarebbe... Sì, non ci faremmo magari una bella figura. Sarebbe già un party abusivo. Esatto, l'avrei fatta di sera. Al di là delle battute, adesso inizieranno gli interventi, so che è previsto anche un mio intervento perché sono anche particolarmente emozionato, perché non è che capiti una volta al giorno, ecco, di inaugurare un'opera del genere. E poi dopo a seguire si farà anche il giretto con la corriera. Se mi lasciano, io ho chiesto ufficialmente sia all'ingegnere Pellegrini, adesso lo chiedo anche all'assessore De Berti, io vorrei farlo in moto, quindi ho la moto qua pronta perché almeno la provo come si deve. Assessore, consente? Beh, non credo che ci siano problemi di questo tipo, anche perché al sindaco di Spresiano si fa fatica a dire di no. Ecco, quindi diciamo che il metodo è un po' quello dell'anno scorso, quando venne inaugurato il tratto tra Bassano del Grappa e Montebelluna che per circa 1 anno è stato capolinea, diciamo così, della superstrada pedemontana veneta in terra trevigiana. Adesso lo diventa spresiano in attesa appunto del salto fino alla 27, quindi adesso siamo in attesa. Vi chiedo, è arrivato il presidente Zaia? Lo avete visto? Forse sta arrivando, è in arrivo, quindi poi si procederà con la cerimonia. Quindi riepilogando, parliamo di un tratto, mi corregga se sbaglio Assessore, di 14 chilometri che potrà essere percorso tra Spresiano e Montebelluna in soli 8 minuti e sappiamo tutti cosa questo possa significare per i residenti ma soprattutto per le aziende in un momento che le vede particolarmente competitive ma soprattutto costrette a essere competitive visti i tempi. Quindi metteremo in fila tutti questi argomenti nel corso della diretta di oggi, appunto, ripeto, fra poco arriverà anche il presidente Zaia, faremo il punto anche con lui. Per il momento, Daniela, con Nicoletta Rizzetto ti restituisco la linea. Grazie davvero Cristian, ovviamente chiedici la linea quando ci sarà anche il taglio del nastro, quando arriverà il presidente Zaia per sentire le sue parole e per sentire di questa grande, importante
opera. Ricordiamo, è l'ultimo tratto della Pedemontana, era davvero attesa questa cerimonia da cittadini, ma come diceva anche il nostro Christian, anche e soprattutto dalle imprese. Dunque queste sono le notizie, anche la cronaca però in primo piano con un incidente, purtroppo un incidente mortale, un uomo è morto finendo con un'auto nel lago di Garda. A dare l'allarme in località Garda un passante che ha visto il mezzo inabissarsi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per recuperare il mezzo e i soccorritori e i sommozzatori invece per recuperare il corpo dell'uomo. Sul fatto indagano i carabinieri, la vittima è priva di documenti ed è purtroppo ancora priva di identità. Secondo però le prime indagini da parte degli uomini dell'Arma, l'auto sarebbe stata rubata. Dunque ovviamente ulteriori notizie su questo incidente mortale nel corso dei nostri telegiornali a partire dalle 18:30 per il Veneto. E andiamo a Rovigo, perché i carabinieri di Rovigo, con la collaborazione di militari di diverse compagnie del Padovano, hanno scoperto ed arrestato per droga un 37enne con 10 kg di hashish e 2 kg di cocaina e 59.000 euro, probabile frutto del traffico illecito. L'arresto è stato effettuato nell'ambito di un'indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Padova, che ha portato ad una serie di perquisizioni domiciliari e personali. In attesa poi di andare ad Asiago, come avevo detto, perché è iniziata la grande festa degli alpini, continuiamo però con la cronaca. C'è stata un'operazione, andiamo nel Trevigiano, un'operazione antidroga della Guardia di Finanza di Castelfranco, nel mirino un terreno sospetto. Un terreno di 200 metri quadrati coltivato in gran parte a papaveri da oppio, abilmente nascosti nel resto della vegetazione, ma non tanto abilmente da sfuggire al monitoraggio della Guardia di Finanza. A destare l'interesse delle fiamme gialle è stato proprio il giardino di una villetta di Altivole, adibita in parte ad abitazione e in parte a produzione di capi di abbigliamento, dove erano disseminate 152 piante da papavero, alte fra i 30 e i 90 centimetri. Che si trattasse di una coltivazione illecita è stato confermato dalle analisi del laboratorio di tossicologia forense dell'ULSS 3 Serenissima, che hanno accertato la presenza nei 356 bulbi di papavero dei principi attivi della morfina e degli oppioidi. Il responsabile, un cittadino straniero, è stato denunciato. Ieri abbiamo visto maltempo un po' dappertutto e questo ha causato, la grandinata di ieri ha costretto un aereo all'atterraggio d'emergenza all'aeroporto di Venezia. Nonostante le ferite, i piloti sono stati in grado di atterrare sani e salvi. Atterraggio d'emergenza ieri pomeriggio all'aeroporto Marco Polo di Tessera. Un aereo da turismo è stato colpito da una tempesta di grandine che ha infranto i vetri della cabina di pilotaggio. Grazie alla prontezza dei piloti, il velivolo, un bimotore a elica da 6 posti, è riuscito ad atterrare. Era partito dall'aeroporto Unicelli del Lido con destinazione Germania. Il maltempo però l'ha bloccato quasi subito. Quando si sono infranti i finestrini, i piloti hanno contattato la torre di controllo di Tessera, chiedendo di poter atterrare. Lì è scattato il piano d'emergenza, mobilitando vigili del fuoco, il personale di terra per l'assistenza, le forze dell'ordine e il servizio sanitario aeroportuale. Quando sono riusciti a fermarsi, i 2 piloti avevano il volto pieno di sangue a causa delle schegge di vetro che li avevano colpiti. Sono stati subito presi in carico dall'ambulanza e trasportati all'ospedale di Mestre. I 2 passeggeri, invece, erano in condizioni meno gravi. Ed ora parliamo invece della tragedia in Marmolada e vedo subito sullo schermo la nostra Tiziana Bolognani. Tiziana, buongiorno. Sì, buongiorno Daniela, buongiorno a te studio e ai telespettatori. Come sapete questa mattina sono riprese le ricerche all'alba, sono stati ritrovati ancora resti organici e attrezzatura tecnica, ma insieme a me c'è Stefano Coter che è il capostazione del soccorso alpino di Canazei e a lui voglio chiedere gli ultimi aggiornamenti, quindi questa mattina nuovi ritrovamenti. Sì, abbiamo ritrovato come diceva lei, altri reperti sia biologici che di materiale, e questo ci dà delle buone speranze per poter chiudere
il cerchio intorno alle persone che mancano all'appello. Tecnicamente quante persone hanno lavorato questa mattina? Quante squadre? La squadra è una unica, formata da 14 persone, tra i quali ci sono 2 unità cinofile della Guardia di Finanza e 2 vedette proprio per la nostra sicurezza. Ecco, proprio parliamo di questa sicurezza. Le vedette, qual è il loro compito? Il loro compito è con l'ausilio appunto di apparecchiature che sono state messe per monitorare il crepaccio, è quello di avvisarci immediatamente sia acusticamente che tramite radio, eventualmente per spostarci. Lei è evidentemente un grande conoscitore della montagna, di questo ghiacciaio. Nella notte le temperature si sono abbassate sotto lo zero, pare, e quindi il lavoro per voi è stato più agevole, più semplice? No, il lavoro non è stato più semplice perché appunto solidificandosi il ghiaccio ci ha reso più difficile recuperare questi reperti. Chiaramente il freddo ci dà maggiore sicurezza, più freddo c'è per noi, più sicurezza c'è cioè meno probabilità ci sono che il crepaccio sopra si muova. Stefano, lei è in Marmolada impegnato nelle ricerche da domenica, è stato tra i primi soccorritori ad arrivare, corretto dire così? Sì, io sono stato il primo con l'equipaggio del soccorso di Trento, io e un altro mio collega siamo andati su e eravamo i primi proprio a arrivare sull'evento. Posso chiedere le impressioni, che cosa si prova in quei momenti? In quei momenti diciamo che le emozioni le mettiamo da una parte, penso automaticamente. In quei momenti lì si pensa cosa devo fare, come lo devo fare e in che maniera lo devo fare, e lì nel cervello parte la macchina per poter fare questa cosa al meglio. Insomma, situazioni gravi e drammatiche in montagna purtroppo si ripetono, ed è del tutto evidente che invece nessuno si immaginava una situazione, una tragedia del genere. Chiederle se le era mai capitato di confrontarsi con situazioni così delicate è anche superfluo, ed è anche vero che pure in questa tragedia voi avete perso dei compagni. Li abbiamo persi in un'altra situazione, però come le dico noi partiamo per far soccorso, noi al di là di quello non pensiamo a altre cose, chiaramente si cerca sempre di fare tutto in sicurezza, tutto nella maniera migliore, ci si confronta con la squadra che parte appunto per fare le robe, si parte, si va e poi le fatalità sono fatalità. Sì, voi state andando avanti, andrete avanti finché non verranno recuperati, anzi diciamo così, non finché non verranno recuperati perché ancora è impossibile stabilire, finché vi sarà data la possibilità di poter lavorare in sicurezza per dare come dire, un nome, un'identità a queste persone che sono state reclamate. Sì, certo, sicuramente noi finché non riusciremo a chiudere il cerchio e questo vuol dire avere portato a casa il nome di tutte le persone che mancano e chiaramente potendolo fare in maniera sicura noi andremo avanti. La ringrazio moltissimo Stefano Coter, capo stazione del soccorso alpino di Canazei, lavoro preziosissimo quello che stanno svolgendo questi uomini, abnegazione ai massimi livelli, coraggio naturalmente e per ritornare alla conta purtroppo delle vittime accertate in questo momento sono 10, ieri è stata una giornata ancora di vicinanza da parte delle istituzioni, da parte dello Stato. C'è stata la visita della Presidente del Senato Elisabetta Casellati, che ha parlato della delicatezza, della fragilità della nostra montagna e del rischio, dell'altissimo rischio idrogeologico che deve essere governato. Ha detto
metaforicamente dobbiamo convincerci di dover andare in giro tutti con un caschetto di sicurezza, di protezione, e naturalmente ha ringraziato il lavoro di questi uomini che da domenica senza sosta stanno collaborando alle ricerche che coinvolgono il soccorso alpino della Guardia di Finanza, i forestali, i carabinieri, insomma tutte le forze sono in campo, e qui alle nostre spalle la caserma dei Vigili del Fuoco di Canazei è il luogo in cui si fanno i briefing, c'è l'incontro con i tecnici, le riunioni, e poi vengono programmate i punti stampa per fare così un po' il racconto della situazione di giornata che già questa mattina l'avete sentito, ha già dato i risultati. Le ricerche sono state sospese attorno alle 9:30, anche oggi splende un sole particolarmente caldo, la giornata si prospetta di nuovo tiepida, con temperature che qui in montagna, qui siamo più o meno a oltre 1400 metri di quota. Temperature sono comunque molto gradevoli. Vi dicevo, con il capodelegazione del soccorso alpino con il capostazione Coter di Canazei si è fatto un po' il punto della situazione, e il ritrovamento di questi nuovi resti umani, di reperti organici e di materiale, di attrezzatura tecnica comunque fondamentale e importante per arrivare a individuare il DNA, che poi viene matchato con il DNA recuperato dai familiari che hanno reclamato l'assenza dei loro cari. Ieri a Canazei è arrivato nuovamente il presidente della Regione Veneto Luca Zaia, che ha riconfermato assieme al presidente della provincia autonoma di Trento che il lavoro, le ricerche non saranno sospese, che andranno avanti. Il ringraziamento evidentemente è corale, l'impegno altrettanto. Allo stadio del ghiaccio vengono portati i reperti utili alle indagini che, vi ricordo, ha aperto sul fronte giudiziario la Procura di Trento con un fascicolo e un'ipotesi di reato, disastro colposo, ma al momento il procuratore è stato decisamente fermo nelle sue posizioni, e cioè ha detto che non c'è stata sicuramente né imperizia né tantomeno imprudenza, e ha parlato di un fatto imponderabile e imprevedibile. Daniela. Grazie davvero Tiziana. Poi abbiamo visto che hai anche intervistato una soccorritrice. Esatto, ecco sì, volevo per l'appunto dirvi che quando siamo arrivati ci ha raggiunto una soccorritrice, una componente del SAGF, l'acronimo di Soccorso Alpino della Guardia di Finanza, e se la regia è pronta posso mandarvi questo breve contributo. I cani operano davanti a tutti noi. Noi seguiamo, visto e udito, l'operato dei cani. Quando i cani effettuano dei ritrovamenti, il conduttore ci avvisa e procediamo noi a verificare l'entità se è vero o meno la segnalazione del cane. Com'era la situazione del ghiaccio oggi? Lavorate in condizioni anche molto pericolose voi? Noi lavoriamo in sicurezza e quindi ci sono dei momenti in cui magari dobbiamo mettere ramponi, dei momenti in cui non li mettiamo, però... Ecco, lo avete sentito, ci sono dei momenti in cui i soccorritori devono calzare i ramponi per poter agevolmente camminare sul ghiaccio, altri momenti invece no. Le temperature di questi giorni hanno liquefatto la superficie, e cosa importante è che la pioggia ha spazzato via quello strato di terriccio che aveva ricoperto la neve e il ghiaccio precipitato
precipitati domenica attorno alle 13:30, pressappoco alle 13:30, e quindi questo ha agevolato anche la ripresa delle ricerche vista udito con il personale da terra, sempre però con l'ausilio dei droni, a questo punto anche delle unità cinofile, degli elicotteri che sono pronti in volo a calare con i verricelli già calati per recuperare i soccorritori nel caso in cui, nel momento in cui ci dovessero essere dei segnali di cedimento di quella faglia di ghiacciaio che è rimasta, che è molto evidente, la si vede nelle immagini, e che potrebbe, insomma, è instabile, quindi potrebbe precipitare a valle. Daniela. Tiziana, intanto grazie ovviamente, e chiedici la linea appena tu dovessi avere qualsiasi notizia di questa tragedia. Ieri fra l'altro, Tiziana, come sai, è arrivata anche la Presidente del Senato Casellati e ha detto un grazie davvero di cuore a tutti i soccorritori, perché ricordiamo la difficoltà dei soccorritori, del soccorso in questo momento difficile, come ci ha detto la nostra Tiziana, ed anche molto pericoloso. Lavorano ovviamente in sicurezza, ma le difficoltà sono tante, e sentiamo dunque le parole della Presidente, che diceva anche: questa è una ferita per l'Italia intera. È una grande ferita e questa tragedia mi ha colpito molto, mi ha addolorato. Come veneta, anche come italiana. La Marmolada è un grande patrimonio del nostro territorio, di questo territorio, e quindi oggi, come Presidente del Senato, ma come cittadina italiana, sono qui a testimoniare la mia vicinanza a tutte le famiglie delle vittime. È un dolore profondo, la preoccupazione per tutti i feriti e per i dispersi, ma vorrei anche testimoniare la gratitudine per tutti i soccorritori che hanno fatto un grandissimo lavoro, cooperando in una sinergia straordinaria con tutte le istituzioni. Quindi grazie, ma grazie di cuore a tutti. Grazie per quello che stanno facendo, grazie per quello che faranno, ma anche con quella sensibilità particolare nei confronti di una comunità ferita, nel mettere a disposizione anche gli psicologi perché aiutino le famiglie a superare un momento di grande dolore. Quindi questa testimonianza di grande professionalità ma anche di grande umanità di questo grande territorio. Ma come dicevo prima, noi dobbiamo mettere in sicurezza l'Italia, che è un paese bellissimo, ricco di cultura, di architettura, di ambiente, di bellezza, di arte, ma è un territorio fragile perché purtroppo le statistiche ci restituiscono una fotografia di un'Italia che ha il 94% di comuni in grave pericolo di dissesto idrogeologico, e questo significa che noi dobbiamo investire in prevenzione, usare un metodo di lavoro che presupponga una mappatura del territorio, una messa in sicurezza con una manutenzione costante, che dobbiamo dedicare alla prevenzione molte più risorse anche attingendo dal PNRR, che il territorio e i territori devono essere al centro delle nostre politiche, in sinergia con gli enti locali, con le regioni. Quindi oggi dobbiamo prendere atto che abbiamo uno sconvolgimento climatico che non ha precedenti. Noi non diciamo più che piove, noi diciamo che ci sono bombe d'acqua.
le temperature si sono alzate, c'è un cambiamento climatico sconvolgente ed allora anche le nostre politiche devono avere un cambio di passo, un paradigma diverso rispetto al passato, perché dobbiamo tutelare il nostro ambiente coniugando comunque le politiche ambientali con l'economia, perché l'ambiente non è in contrasto con l'economia dei nostri territori. Quindi dobbiamo avere visione e pragmatismo. Presidente, come può essere la politica più veloce del cambiamento? Come? Come può essere la politica più veloce del cambiamento? Perché servono azioni rapide. Ma partendo dai territori, partendo da una mappatura dei territori che devono individuare quelle che sono le priorità, e priorità significa la manutenzione del territorio, la messa in sicurezza del territorio. Attraverso una mappatura le priorità si possono individuare, questo significa celerità. Prima il responsabile del monitoraggio della Marmolada ci ha detto che soltanto 2 ghiacciai in Italia sono monitorati. Certo, monitorati tutti però comporta anche un grande investimento, lo Stato potrebbe fare in questo senso, perché monitorarli tutti vorrebbe dire mettere in sicurezza tutti quelli che vanno in ghiacciaio. Ma sì, questo è necessario farlo. Quando parlo di cambiamento di paradigma significa che noi ci siamo trovati di fronte non più ad un'emergenza. Non possiamo più parlare di emergenza quando questi fattori di fronte a un cambiamento climatico sono così ripetuti. Ormai non è più emergenza ma è un pericolo costante. A fronte di questo noi dobbiamo investire, perché investire significa prevenire delle disgrazie per i dissesti idrogeologici che a seguito anche del cambiamento del clima sono sempre più numerosi. Dobbiamo fare attenzione perché il nostro territorio è il bene più prezioso che noi abbiamo. Grazie a tutti. Grazie. E la notizia che avevo dato prima riguardava l'incidente mortale nel Veronese. Abbiamo qualche notizia in più perché la vittima in realtà è un anziano residente in provincia di Verona. L'incidente è avvenuto intorno alle 3 di oggi. L'autovettura, una Citroen che non è risultata rubata come ha preso in un primo tempo, è transitata nella banchina del molo in attracco per poi immergersi nelle acque. Un testimone che avevo udito prima il tonfo dell'auto che cadeva in auto e poi ha visto i fari della stessa che si inabissavano, ha dato immediatamente l'allarme al 112. Sul posto è stata inviata la pattuglia dei carabinieri di Bardolino e contestualmente ovviamente richiesto l'intervento della Capitaneria di Porto e dei sommozzatori dei Vigili del Fuoco di Venezia, che una volta raggiunto il luogo si sono immersi. Dopo aver rinvenuto il veicolo constatavano che all'interno dello stesso c'era il conducente ormai privo di vita, che hanno riportato in superficie, dunque un anziano residente nella provincia di Verona. Questa notizia, ora ci fermiamo, qualche istante di pubblicità, poi andremo ad Asiago dove vi avevo detto è iniziata la dunata triveneta degli alpini con il nostro Ferdinando Garavello. Pubblicità. Siamo tornati nuovamente in studio e continuiamo con la cronaca dal Vicentino, perché c'è stata paura nell'Alto Vicentino per un uomo caduto sul greto di un fiume. È stato necessario l'intervento anche dei pompieri per soccorrere la vittima. Torre Belvicino, è stato necessario l'intervento di una eliambulanza per trasportare con urgenza un uomo rimasto ferito a seguito di una caduta accidentale da una sponda di un corso d'acqua alto 5 metri. È accaduto ieri nel tardo pomeriggio in via Molino Mondonovo. L'uomo, mentre passeggiava, ha accidentalmente perso l'equilibrio contro una pianta ed è finito ruzzolando alla base del ponte.
È stato casualmente un passante a sentire le urla e le richieste di soccorso dell'infortunato, rimasto immobilizzato a terra. È stato necessario l'intervento anche di una squadra di vigili del fuoco arrivati da Schio per raggiungere l'uomo e trasportarlo sulla strada principale per essere soccorso dai sanitari del SUEM prima di essere evacuato con l'eliambulanza. E rimaniamo a Vicenza, sicurezza, controlli della questura anche negli edifici abbandonati di Vicenza, diversi provvedimenti firmati dal questore, tra cui anche l'espulsione di un marocchino con molti precedenti penali. Sicurezza, obiettivo, edifici abbandonati. Con l'ultima operazione la questura mette in campo più di 30 uomini e donne della polizia, dei carabinieri, della Guardia di Finanza, della Polizia Locale di Vicenza e del reparto prevenzione crimine. 3 i posti di controllo lungo le arterie stradali, passati al Setaccio, il centro storico, Campomarzo, il quadrilatero accanto alla stazione ferroviaria. Blitz all'interno degli ex magazzini generali per verificare la presenza di personaggi non autorizzati. Il controllo degli edifici abbandonati è fondamentale per monitorare eventuali presenze di soggetti dediti ad attività criminali, a volte presenti illegalmente in Italia. Lo stato di degrado e abbandono in cui versano questi edifici verrà segnalato ai responsabili perché adottino tutte le misure di vigilanza utili a evitare che si possano creare problemi di ordine e sicurezza. Nel corso delle operazioni di polizia sono state identificate 87 persone, di cui 38 straniere e 23 con precedenti penali o di polizia. 21 i veicoli controllati, 4 gli esercizi pubblici. Al termine il questore ha firmato 5 fogli di via obbligatori dal Comune di Vicenza, 8 avvisi orali, 2 ordini di allontanamento dall'Italia nei confronti di un nigeriano e di un gambiano con precedenti e che dovranno lasciare il paese entro 7 giorni e infine un ordine di accompagnamento alla frontiera per un marocchino di 52 anni con precedenti per furto aggravato, ricettazione, lesioni personali, danneggiamento, porto abusivo di armi, rissa, minaccia e rapina, che è stato trasferito nel centro di permanenza per il rimpatrio di Potenza dagli agenti della Polizia Locale di Montecchio Maggiore e nei prossimi giorni verrà imbarcato sul primo volo disponibile per essere rimpatriato nel suo paese. Lo vedo già nel nostro schermo, Alex Barattin, delegato del Soccorso Alpino Bellunese. Buongiorno. Buongiorno a voi. Buongiorno, queste sono ore, giornate davvero difficili per la tragedia in Marmolada. Noi insomma abbiamo cercato di sottolineare anche quali sono le difficoltà, che sono difficoltà davvero importanti per quanto riguarda il soccorso, le persone che stanno cercando i dispersi, le difficoltà. Lei lo sa insomma molto meglio di noi quali sono le difficoltà nel fare questo tipo di soccorsi. L'area operativa è un'area di alta montagna, quindi con tutto quello che ne consegue. Il terreno è un terreno naturalmente difficile da percorrere e oltre a questo si sommano tutte le difficoltà dell'intervento con tutti i rischi residui che abbiamo ancora a monte nell'attività che stiamo facendo, quindi dobbiamo tenere in considerazione tutte le variabili per la buona riuscita dell'intervento, se così lo possiamo dire, anche se di buono c'è ben poco, perché purtroppo abbiamo tutte queste famiglie che piangono i loro cari e quindi a noi la priorità è quella di riuscire a portare tutti i cari ai propri familiari e ci stringiamo alle famiglie, che è la cosa più importante in questo momento. Situazione davvero difficile, Barattin, perché il ghiacciaio, abbiamo sentito, è un ghiacciaio instabile, per cui insomma il rischio è altissimo. Il rischio è molto alto, abbiamo calcolato e abbiamo fatto dei protocolli di intervento che vanno a limitare l'esposizione dei ragazzi in campo. Utilizziamo i droni che ci permettono di fare una visualizzazione dell'area in tempo reale ai lati della colata, e quindi abbiamo la possibilità di visionare in tempo reale eventuali reperti e ritrovamenti, e lì poi ci andiamo a concentrare con una tecnica ben definita, anche questa con un protocollo per la prima volta utilizzato per questo tipo di attività qui da noi, con l'utilizzo di un elicottero poi vincolati a terra, che ci permette di poter evacuare le persone in caso di necessità o di crollo imminente nella parte superiore. Ecco, questo è stato un evento, l'abbiamo detto più volte, l'abbiamo sentito dagli esperti, assolutamente imprevedibile.
Questo è un evento imprevedibile, in montagna purtroppo ci sono dei rischi non eliminabili e chi la frequenta sa che ci sono dei rischi che non si possono eliminare. Purtroppo... Sì, anche per persone esperte oltretutto. Bisogna che ci facciamo mente locale che chi fa 1000 km in macchina rischia per 1000 km in moto, quindi fa 100.000, si espone a 100.000 possibilità di avere un rischio, si espone ad un rischio maggiore. Chi frequenta come noi la montagna sa che ci sono dei rischi non eliminabili e il bello è anche questo, no? Chi frequenta la montagna lo sa, il senso di libertà di andare e stare in ambiente, e anche questo ci sono dei rischi che non possiamo eliminare, purtroppo. Ecco, questa è stata una tragedia, l'abbiamo detto, immensa, davvero senza precedenti, però dall'inizio di quest'estate ci sono stati davvero tantissimi incidenti in montagna, tantissimi gli interventi, tantissime le chiamate che vi fanno i cittadini per situazioni che forse potevano essere evitate. No, noi come soccorso alpino, in collaborazione poi con le guide alpine e anche il CAI, cerchiamo di fare una formazione a priori, no? Quindi la famosa divulgazione del frequentare la montagna con una buona pratica, se così la vogliamo chiamare. Quindi andiamo nelle scuole, facciamo la formazione, diamo quelle informazioni che possono essere di aiuto per un domani chi frequenta l'ambiente alpino. Naturalmente tutto questo ha dei frutti, naturalmente quando ci sono tante persone che si muovono purtroppo può capitare per statistica che ci siano degli infortuni anche minori. Voglio ricordare una cosa importante: nessuno di quelli che vengono in Dolomiti o ci vengono a trovare fa apposta e programma il fatto che si fa del male. Questo lo dobbiamo essere chiari. L'incidente può capitare a chiunque e dovunque quando si frequenta l'ambiente montano. Quindi noi siamo qui apposta, il nostro sodalizio è per il mutuo soccorso, quindi per portare soccorso alla gente che vive in montagna, ci lavora, ci abita e chi ci viene a trovare. Questo è quello che dobbiamo fare. E vogliamo ridare anche qualche consiglio alle persone che arrivano in montagna, non parliamo insomma di persone esperte, ma anche di chi magari ama la montagna e decide di fare queste escursioni, insomma di guardare, di controllare sempre il tempo e magari di andare anche nei vostri siti per vedere com'è la situazione. Sì, noi in collaborazione con Dolomiti Emergency qualche anno fa, insieme al SUEM, al CAI e alle guide alpine, abbiamo creato un numero verde. Questo numero verde è un numero di servizio che può essere chiamato in caso di necessità preventiva, naturalmente, perché prevenire è sempre meglio. Laddove non trovate le informazioni delle vostre escursioni in rete, magari volete qualche consiglio in più, noi siamo a disposizione attraverso le centrali operative di Belluno. Questo viene fatto solo a Belluno, in collaborazione poi, come ho detto prima, col CAI, le guide alpine e la centrale del SUEM, riusciamo a dare queste informazioni di dettaglio, che vogliono essere di dettaglio. Poi la buona pratica fa sì che una delle cose importanti da fare è quella di guardare il meteo e programmare la gita, come diciamo sempre, nei minimi dettagli. Questo è quello che ci sentiamo di dire in questo momento. Un'ultima domanda, vedere quelle immagini, noi le vediamo dal di fuori, voi ovviamente le vedete da dentro, insomma, queste immagini difficili da commentare, questa tragedia, questa montagna questo ghiacciaio che si sta sgretolando. Che cosa lei si sente di dire vedendo queste immagini davvero difficili? L'attività che viene fatta in questo momento è un'attività per raggiungere un obiettivo, che è quello di portare tutte le persone ai propri cari. Questa è la cosa più importante. Lo stiamo facendo con le massime tecnologie che abbiamo a disposizione. Siamo consapevoli che ci esponiamo a dei rischi importanti, lo facciamo avendo valutato veramente le virgole, il decimo numero dopo la virgola, e crediamo che riusciremo a raggiungere un obiettivo finale.
L'unica cosa che mi sento dire è di fare un abbraccio alle famiglie e a tutti i familiari che in questo momento stanno veramente passando un periodo tragico. Grazie davvero Alex Barettin, grazie. Volevo se mi permettete, fare un saluto particolare alla famiglia di Paolo Dani, che è un nostro tecnico che purtroppo in quel momento si trovava in quel posto. Quindi un abbraccio particolare anche alla nostra famiglia del Soccorso Alpino e ai familiari diretti e a tutti gli amici. Come ricorda questa persona quello che insomma è un vostro collega ma anche un vostro amico? Sì, un nostro amico, un nostro collega, un tecnico di soccorso, un istruttore regionale, la vice direttore della scuola regionale, quindi non possiamo fare altro che abbracciarci tutti. Una persona esperta, soprattutto dobbiamo dirlo, ma non serve nemmeno l'esperienza, questi sono eventi che non sono, come abbiamo detto, prevedibili. Non sono prevedibili, non sono calcolabili, quindi fa parte di chi frequenta determinati ambienti esporci a dei rischi che sappiamo purtroppo si trovavano in quel momento particolare, proprio in quel punto. Fatalità è così. Grazie davvero, grazie ad Alex Barettin, grazie e purtroppo buon lavoro. Grazie a voi della disponibilità, dello spazio. Grazie a lei. Noi andiamo avanti ed ora torniamo invece sulla Pedemontana, lo vedo già il nostro Christian Arboit con l'inaugurazione dell'ultimo tratto di questa importante opera. Dovrebbe essere anche arrivato il presidente Zaia. Christian, a te la linea. Noi stiamo affrontando tutto questo. Sì, Daniela, la cerimonia è in corso, c'è qualche ritardo sulla tabella di marcia, ma niente di grave. In questi minuti, poi magari lo ascoltiamo, sta parlando il vice ministro alle infrastrutture e alla sostenibilità, Alessandro Morelli, anzi appena finito. Morelli che ha detto è un periodo molto difficile per le infrastrutture, i costi delle materie prime, la mancanza di manodopera e quant'altro. Adesso sta prendendo la parola il governatore del Veneto Luca Zaia. Con Nicoletta Rizzetto ci avviciniamo e sentiamo cosa dice il presidente della Regione del Veneto. Buongiorno a tutti. Inizierei con la richiesta di un applauso per l'azienda, quindi la SIS, Dogliani, ma in particolar modo tutti i lavoratori che comunque sono No, perché tutti, Presidente Dogliani, dicono che è un'opera d'arte, ma ci vogliono gli artisti per fare l'opera d'arte. E quindi io penso a quei lavoratori che hanno lavorato col caldo, col freddo, con il Covid e con tutte le possibili magagne. E ricordiamo anche il lavoratore che ha perso la vita nella galleria di Malo. Detto questo, vi chiedo se potete spostarvi per favore. Detto questo, 2 o 3 robe le direi, ma lo dico solo perché ha parlato il Presidente Dogliani e quindi dobbiamo fare un pari, no? Perché nelle trattative si fa sempre così. Tanto le faccio notare che abbiamo scritto 94 km nel video. I 557 metri ce li sconta. Allora, è una battuta. Però vorrei ricordare che noi, questa amministrazione, ha ereditato un cadavere eccellente. Stiamo parlando di un vecchio progetto che entrava nelle carte della regione negli anni 90, 91. Stiamo parlando di un progetto, l'attuale progetto, quello che andò in gara, che è del 2002, che aveva un suo piano economico, che aveva delle sue aspettative e che oggettivamente non stava in piedi. Perché c'era una previsione di 45.000 veicoli al giorno più o meno, c'era una previsione di togliere il pedaggio a tutti i residenti, c'era tutta una serie di azioni che venivano da un'era glaciale che non esiste più. Allora il gasolio costava di meno, si circolava di più, allora c'erano 45.000 concessioni edilizie all'anno e oggi se ne fanno 1/10 e tutto quello che sapete. Allora, stiamo parlando della più grande infrastruttura e saluto il vice ministro Morelli
al quale prima gliel'ho detto, stiamo parlando della più grande infrastruttura in cantiere realizzata oggi in Italia, 2 miliardi 258 milioni di opere. Ma è stata una sudata portarla a casa, l'ho detto prima Presidente, perché comunque avevamo tutto il vento contro. Oh, ma non ce l'avevamo solo da qualche rappresentante nazionale, ce l'avevamo anche dal territorio che si era organizzato per alcuni aspetti, no? Ma questa è un'opera che inquina, no? Questa è un'opera che ha disinquinato una cinquantina di discariche abusive che abbiamo trovato lungo il tracciato. Stiamo parlando di 94 km e 500 metri. Questa è un'opera che costa tanto. Sì, ma devi imparare la matematica, perché si fa 94,5 più 68. Sono state realizzate altri 68 km di strade accessorie per le quali noi non chiediamo nessun pedaggio. Stiamo parlando di un'infrastruttura che arriva da questo progetto del 2002, viene messa in gara nel 2006, la gara viene aggiudicata nel 2009 e non perché ci sono gli amici degli amici come qualche Lazzarone ha detto, perché io Dogliani non l'ho mai conosciuto. Fra l'altro mi ha invitato a pranzo, io ho detto ci verrò quando non farò più Presidente della Regione. Vero o no? Sono mai venuto? È anche una bella cantina, vorrei anche visitarla, ma mi tocca aspettare di arrivare alla fine. Allora, loro vincono perché il tribunale gli dice vai avanti, si trovano tutto questo vento contro, brutto mare, abbiamo avuto diversi incagli, però alla fine abbiamo voluto rispettare gli impatti con i cittadini, perché questa è un'infrastruttura, nessuno lo dice mai, ma che va a sgravare la Schiavonesca Marosticana, che è una delle strade più pericolose d'Italia. Parliamo anche di sicurezza stradale, parliamo di percorrenza dei tempi. Qui oggi noi inauguriamo 14 km di strada, che vanno a completare il blocco di 80 km di strada. Quindi partendo da qui, vi annuncio già che il casello noi entro fine anno bisogna chiuderla sta roba, e la chiudiamo, giusto? Sentito? Lui dice solo una roba da buon piemontese, ed è quella. Nel senso che noi contiamo di chiudere, quindi andare all'innesto nella 27 entro fine anno, arrivare giù a Montecchio e si chiudono i 94 km e mezzo, ma ad oggi con questa apertura apriamo l'85% del tracciato, ovvero 80 km. E sarà una rivoluzione che si vedrà sempre di più, cioè cambierà il nostro modo di circolare. Treviso-Montebelluna, loro hanno scritto sulle carte, ma io ci metto di meno, 8 minuti hanno scritto. Treviso-Bassano, 25 minuti. Quali sono i nostri tempi da Treviso per andare a Montebelluna? Ci bastano mezz'ora, ci basta mezz'ora. Per andare a Bassano ci mettiamo più di un'ora. Lo dico anche a tutto quello che è il mondo delle imprese. Nel raggio di 20 minuti da questo asse, che qualcuno l'ha definita una spina dorsale, ci sono 35.000 imprese e 150.000 dipendenti. Ma perché nessuno dice che questa infrastruttura durante i suoi cantieri diventa il più grande datore di lavoro che c'è qui sul territorio e vale 1,7 del PIL Veneto? E perché non si dice che a regime questa infrastruttura darà un incremento del PIL Veneto di 1,5 punti? Sapete quanto è 1,5 punti? Sono 2 miliardi e 7 ogni anno. Cioè vuol dire che questa adesso lei non aumenti i prezzi perché abbiamo già chiuso la trattativa, però 2 miliardi e io l'ho letto bene però il contratto, C'è sempre un'alternativa che mi ridà la concessione? Dipende quando. E 2 miliardi e 7 di questa infrastruttura in azione vuol dire che è un'impresa che entra nel territorio. E sono 2 miliardi e 7 per il territorio, non è che vanno nel salvadanaio di qualcuno. Dice bene il Presidente Dogliani, dov'è che nasce la rivoluzione? Nasce dal fatto di essere la prima infrastruttura che paga un canone di disponibilità, perché le strade, capiamoci, lo dico agli esperti della chiacchiera, si fanno se si hanno i soldi, se no non si fanno. Chiaro questo, no? E allora, per questa infrastruttura avrà un canone che noi pagheremo come pubblico di circa 155-160 milioni di euro all'anno, con un piano economico che ci dice che alla fine dovremmo anche guadagnarci qualcosa dal piano economico depositato. E noi, prima volta nella storia, come ente pubblico, tutti che si riempiono la bocca del ma guadagnano sempre i privati. Scusate, siamo noi di fatto i concessionari, perché portiamo a casa il pedaggio e quindi vi conviene utilizzarla. E veniamo anche al pedaggio.
Il pedaggio, fra l'altro, con l'ultimo atto aggiuntivo e quindi con l'ultimo accordo fatto con l'impresa, viene anche ridotto rispetto a quello originario, perché nessuno mai lo dice. Viene ridotto perché quei 9 miliardi di euro che vengono, si passa da 21 miliardi a 12 miliardi nell'arco di 39 anni, perché non si fa solo l'infrastruttura, bisogna anche gestirla poi, e bisogna anche pagare quello che non prende concessione, cioè ovvero i 68 km che vi ricordo è un'altra autostrada. Il pedaggio, noi assolutamente vogliamo prendere in mano questa partita e lo abbiamo detto in tante occasioni per fare in modo di abbassarlo, ma vi ricordo che questa è una strada, inutile che mi fate i confronti con l'A27 che è una strada che è vecchia, stravecchia, che ha 0,07 di pedaggio a chilometro quando noi abbiamo 0,017. Stiamo parlando di infrastruttura già ammortizzata, non serve aver fatto le scuole alte, contro un'infrastruttura nuova. Tant'è vero che noi se ci confrontiamo con le infrastrutture nuove in italiana, Brebemi, Pedemontana Lombarda, quella di Napoli come si chiama? La 3 e altre, siamo più bassi di pedaggio rispetto a tutte queste. Non vogliamo fare in primera classe, dobbiamo arrivare a concludere l'infrastruttura, perché resta sempre monca finché non è conclusa, fare il casello, ecco l'unica cosa che non dipende da SIS e quindi da Dogliani è il casello di Montecchio, cioè l'innesto su Montecchio. Sì, ma anche per noi è uno sbaglio madornale, però non hanno voluto lasciarci fare, ma non importa, e noi abbiamo fiducia di Brescia-Padova e quindi della 4 che hanno loro oggi da realizzare e li ringrazio perché comunque la collaborazione c'è. Una volta completata, ma lo vedremo già con questa apertura, finalmente avremo i flussi di traffico. Cosa sono i flussi di traffico? Vice Ministro, noi siamo andati, secondo me c'è stato un bel dibattito sui flussi di traffico, perché tu fai una strada e prima di realizzarla devi capire se sta in piedi o no. Cioè, o vai dal mago o vai da qualcuno che se ne intende. Noi siamo andati da gente che se ne intende. Io pensavo, da Mona, che al Ministero ci fosse un ufficio dei flussi di traffico, tipo la Cichita, no? Che ti mettono il bollino blu e tu sei a posto. Non esiste. Cioè noi gestiamo concessioni a livello nazionale e non abbiamo una visione di parte sui flussi di traffico. Quindi la proiezione dei nostri flussi di traffico quant'è? 27.000 veicoli al giorno. Se arriviamo ai 27.000 veicoli, da lì in giù si scala e si riesce a fare economia. Oh, però ragazzi, lo dico ai veneti, per me i ragazzi sono i veneti. Vi ho detto che il canone di disponibilità è 155 milioni all'anno, 160. Questa regione, da quando ci sono io, non applica le tasse per 1.271 milioni di euro all'anno. È come se io dicessi che le applico, prendo i 150 milioni, do a Dogliani e vi do l'autostrada gratis, ma mi sembra che non funziona così il sistema. Io ho fatto la scelta di pressione fiscale zero. Penso che in questa fase noi avremo tempi di percorrenza che si ridurranno di 2/3, avremo minor consumi e maggior sicurezza stradale, minor dispendio di ovviamente ore e tempo in strada e più nelle aziende o in famiglia, quello che sarà. Abbiamo fatto tante battaglie, ne abbiamo fatte veramente tante. Il famoso vento contro ce l'abbiamo avuto, però io penso che oggi consegniamo alla comunità veramente una bella infrastruttura. Ringrazio tutti quelli che hanno lavorato dalla nostra parte, ringrazio ovviamente l'ingegnere Vernizzi, la dottoressa Bramezza che per un piccolo periodo ha seguito anche lei, ma in particolar modo l'ingegnere Pellegrini, insomma, per la quale chiedo un super applauso, perché Dogliani, cioè questa è una partita a scacchi con Dogliani, no? Tu schieri, lui schiera. Quando noi abbiamo schierato l'ingegnere Pellegrini, io ho trovato il direttore donna, giusto, ha cercato di fare la sua mossa. Però io dico che l'ingegnere è stata lo spartiacque, tant'è vero che a lei abbiamo affidato anche le Olimpiadi dal punto di vista infrastrutturale e penso che questo sia stato assolutamente un bel lavoro che ha portato avanti. E poi un altro super applauso per ovviamente l'avvocato dello Stato Marco Corsini, perché a un certo punto mi perdonerà l'avvocato Corsini, a un certo punto c'era sto venticello che volevano far credere che c'era tutta una porcheria sotto, poca trasparenza, tangenti, ladri, sempre le solite robe. Cioè in Italia si vede solo questi discorsi qua. Ho detto facciamo un'altra mossa
che spiazzerà, non perché gli altri non fossero onesti, ma consegniamo in mano, diciamo, la regia ad un commissario, che io ho sempre definito commissario, che è il vice avvocato generale dello Stato. Penso che nessuno abbia nulla da dire, massima trasparenza. Io posso ringraziare il presidente Cantone che ho incontrato più volte come ANAC, ringrazio la Corte dei Conti con la quale abbiamo collaborato e vi ricordo che nonostante le relazioni che venivano sempre diffuse prima dai comitati, dopo arrivavano a noi, c'è stata un'ottima collaborazione con tutti i vertici della Corte dei Conti, abbiamo carta alla mano parlato della nostra infrastruttura. Ringrazio l'Avvocatura dello Stato, prima ho visto l'Avvocato dello Stato, eccolo, buongiorno, l'Avvocatura dello Stato, tutte le istituzioni, perché noi abbiamo voluto essere un libro aperto e questa è una giornata veramente di festa. Ringrazio e saluto tutti i sindaci, a iniziare dal sindaco Dalla Pietra, il presidente della provincia, i parlamentari che sono qui presenti e insomma tutti quelli che sono qui, tutti i sindaci presenti, le istituzioni, i miei assessori, i miei consiglieri, insomma tutti quelli, i volontari, le forze di polizia, le forze militari, insomma tutti quelli che sono qui, i cittadini. Guardate, la più bella soddisfazione è arrivare a piedi, io sono arrivato a piedi e da cavalcavia lì c'è un bel po' di cittadini che ho detto grazie Luca, così mi hanno salutato. E questa è la soddisfazione, io non l'ho fatto per nient'altro, neanche per andare a pranzo in Piemonte da Dogliani, neanche per quello. E veramente un grazie di cuore. Io penso, riprendo le parole del sindaco prima, cioè noi dobbiamo credere nella pubblica amministrazione e nella buona amministrazione, se no non se ne viene fuori. Noi siamo partiti con questo sogno delle Olimpiadi, martedì ci troveremo con il vice ministro, ed è un sogno che comunque abbiamo realizzato istante dopo istante. Quindi noi consegniamo a questa comunità un'infrastruttura conclusa e vedrete che sarà una grande infrastruttura. Peraltro non sto neanche qui a dirvi che è l'infrastruttura più innovativa per il disinquinamento delle acque meteoriche che cadono sull'asfalto, per le piantumazioni. Guardate, avete schede per divertirvi, siamo fin troppo ambientalisti. A volte andiamo davanti allo specchio e diciamo oh, ma hai cambiato vita. Cioè, veramente è un'infrastruttura che è un modello dal punto di vista costruttivo. Le Olimpiadi e poi diciamolo anche il velodromo, se no Remo Moso che qua si agita, dove Remo? Eccolo là. Sul velodromo le notizie ci dicono e quindi si incastrano tutta la serie di progetti. Perché? Perché ci abbiamo lavorato, perché mesi, anni di lavoro. Quindi veramente grazie di cuore a tutti, veramente grazie di cuore. Grazie ad Elisa De Berti, la vicepresidente, a tutti gli assessori. Adesso non vi resta che utilizzarla questa infrastruttura, non ci resta che utilizzarla. E vi devo dire che già da una settimana io trovo trevigiani che mi dicono oh, non vedo ora che te vergi così va a provarla. Adesso cercate di non farmi una punta di pedaggi dopo andare giù. Fate un po' ogni tanto fare un giro, istituiamo il neighbor watching, no? Il controllo del vicino. Fatevi un giro a controllare che sia tutto a posto. Posso dire una roba? Questa autostrada è controllata da dei satelliti. Questo non lo diciamo mai, no? Ma è un segreto. Qui anche lo spostamento di un tombino, del coperchio, del sigillo del tombino, viene già referenziato e dice lì c'è qualcosa che non va. Chi va a fare i controlli per la sicurezza digitalmente dice bene, ho fatto la checklist, no? Come in aereo, no? Tu dici vai lì, controlli, che so, il guardrail che devi controllare una volta al mese, piuttosto che lo scarico di quel pozzetto 2 volte alla settimana, e dici ok, l'ho visto. Il satellite legge se tu sei lì sopra il pozzetto, se no non ti dà l'ok per la checklist. Questo vuol dire gestire in autostrada, non fare 2 miliardi 2,58 diviso 94, casa mia e parcheggio delle macchine Costa del Marco, perché siete fuori dal mondo, non avete neanche capito di cosa stiamo parlando. Grazie. Grazie Presidente Zaia. Il progetto originario aveva il 75% di queste infrastrutture in trincea, la vedete? Il line era di una strada sul piano. Abbiamo detto che vabbè, si scava. A sembrava che fosse, non è così. È diventato anche un problema nella gestione di tutta questa gara. Ma sapete quanto è costata questa variante? Lo dico anche ai sindaci che magari a volte si interrogano. Le richieste di
95% del 94% che prima non c'erano. Avete sentito dunque le parole del Presidente Zaia, abbiamo qualche problema ora di collegamento, vediamo magari di poterci ricollegare fra qualche minuto con il nostro Christian Arboit, anche perché ci sarà ovviamente il taglio del nastro e poi la prova. Abbiamo sentito il sindaco Marco Della Pietra che ha detto farò questo tratto in moto, quindi magari cercheremo di vedere queste immagini, ma per ora andiamo subito però a parlare di nuovo di questa tragedia della Marmolada e la vedo la nostra Tiziana Bolognani già pronta. Tiziana, a te la linea. Sì, Daniela, solo per dirti che è di poco fa la notizia che pare che tra i familiari ci sia l'intenzione di costituirsi in comitato per chiedere l'accertamento di eventuali responsabilità rispetto alla tragedia accaduta domenica. Questo noi possiamo immaginare sia stato anche provocato, causato da una circostanza assai spiacevole, assai disdicevole, e cioè quello che è accaduto dal momento del distacco dell'enorme ghiacciaio sui social, che sono stati, come dire, il luogo in cui, come accade oramai di sovente ad ogni piè sospinto, quando ci sono fatti di cronaca, tutti si sono improvvisati glaciologi, geologi ed esperti, e più di qualcuno ha anche ipotizzato la possibilità che l'uomo abbia responsabilità, o che comunque ci sia stata prudenza o imperizia rispetto a questo evento, che il procuratore della Repubblica di Trento, il capo degli uffici giudiziari di Trento, Sandro Raimondi, ha subito chiarito nell'immediatezza dei fatti, parlando immediatamente di episodio imponderabile, imprevedibile, e sicuramente spiegando che non c'è stata imperizia, tantomeno imprudenza. Quindi sicuramente la costituzione di un comitato è comprensibile, tanto quanto è comprensibile il dolore di queste famiglie che si stanno, come dire, stanno cercando di aggrapparsi ad ogni segnale, ad ogni speranza. Come vi dicevo questa mattina ancora, durante le ricerche che sono state fatte da 14 uomini con le unità cinofile e 2 sentinelle, hanno restituito ancora dei resti organici e dell'attrezzatura che è stata recuperata e che adesso sarà portata per le analisi, gli accertamenti del DNA che vengono svolti nei laboratori del reparto investigativo speciale dei Carabinieri, dei RIS di Parma. Questo è quanto vi volevo dire. Alle mie spalle c'è un elicottero del soccorso alpino della Guardia di Finanza, ma rispetto all'altro ieri e ieri il sorvolo degli elicotteri non è così insistente, l'arrivo e l'atterraggio e poi la ripartenza, il decollo degli elicotteri non è più così insistente come lo è stato nei giorni scorsi. Questo non significa che non si sta lavorando, perché le ricerche proseguono ancora con l'ausilio dei droni, che mai fino a questo momento hanno fermato la loro attività di monitoraggio della superficie della enorme distesa di ghiaccio e sassi che sono precipitati a valle lungo il ghiacciaio della Marmolada. Daniela. Grazie davvero Tiziana, e come hai detto sono ore cruciali per l'identificazione delle 4 salme ancora senza un nome, quindi vediamo il servizio. C'è il ritrovamento di un'altra persona, quindi le vittime salgono a 10. Le vittime salgono a 10, di cui riconosciute con
identificazione sono 6, le 4 italiane e le 2 di nazionalità ceca. Il numero delle persone reclamate rimane a 5. Dal ghiaccio della Marmolada continuano ad emergere altri resti delle vittime del seracco crollato domenica scorsa. Attrezzatura tecnica e resti organici sono stati rinvenuti dagli operatori nell'ambito della ricognizione vista e udito sul luogo del disastro ripresa questa mattina. Potrebbero appartenere ad una 10ª vittima e quindi al momento il bilancio è di 10 morti. Le ricerche ancora in corso si stanno svolgendo sulla parte bassa della colata di ghiaccio, rocce e fango, compresa una zona non interessata dal sopralluogo di ieri mattina. Al lavoro una squadra composta da 14 persone, tra cui 2 unità cinofile. Intanto sono ore cruciali per il riconoscimento delle salme che ancora non hanno un nome. Dopo l'identificazione di 3 escursionisti vicentini, di una donna trentina e di 2 turisti della Repubblica Ceca, restano ancora 4 corpi da identificare. Si attende in queste ore la conferma del DNA. Le 4 salme senza nome potrebbero essere quelli della guida alpina Davide Miotti di Cittadella, insieme alla moglie Erika Campagnaro e della coppia di fidanzati che accompagnavano. Intanto, proprio a Cittadella, comune di origine di Davide Miotti ed Erika Campagnaro, la comunità si stringe alla famiglia della coppia con una veglia di preghiera organizzata dagli amici questa sera alle 21. Bene, siamo tornati in onda, adesso andiamo subito a vedere le immagini del taglio del nastro a Spresiano. Sì, Daniela. Daniela, mi senti? Ti sento, Eccoci. ti sento. Ecco il taglio del nastro in questo momento, questione di secondi. Eccoci, ci siamo. Pronti? Consiglieri regionali, venite sotto, dai. Non lo dico più, Pochi secondi, Daniela, ci siamo. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Eccoci qua, Daniela, avviciniamoci un attimo al Presidente. Presidente, siamo in una diretta su Antenna 3. C'è soddisfazione? Beh, direi di sì, anche perché oggi di fatto apriamo 80 dei 94 km. Significa dar vita all'85% del tracciato, ma soprattutto Figliano per quel che riguarda noi è conclusa. Quindi significa casello su A27, innesto su A27 e arrivare fino a Montecchio. Dopodiché l'innesto sulla 4 a Montecchio non dipende da noi perché è la Padova-Brescia che dovrà realizzarlo, ma insomma è avanti quei lavori, speriamo che arrivi nel 2023. Quindi entro il 2022 si sciolgono i 2 nodi, la 27 e Malo soprattutto. Sì, posso confermare, da dicembre 2022, fra l'altro io penso che già a settembre sarà completata l'opera, poi ci saranno le autorizzazioni, noi partiremo tranquillamente dall'A27, se siamo all'interno dell'A27, e arriveremo direttamente a Montecchio e senza mai uscire su strade normali. Questa è veramente la realizzazione di un grande progetto. Presidente, lei ha detto che questa infrastruttura farà il PIL regionale del Veneto. Sì, questo è uno studio ufficiale, lo ha fatto aumentare di 1,7 punti sui 180 miliardi di PIL del Veneto durante i cantieri, e a regime, quando sarà aperta tutta, avrà 1,5 punti di PIL, vuol dire sui 2,5 miliardi, 2,7 miliardi all'anno di flussi economici a vantaggio del territorio, quindi questo sarà un aumento di PIL. C'è però il tema dei pedaggi, soprattutto le categorie, gli operatori economici grandi, futuri grandi utilizzatori chiedono sconti, incentivi o abbonamenti, insomma. Quale sarà la posizione della Regione? Sempre solita, è ragionevole pensare a questo, a riduzioni e agevolazioni o abbonamenti, però noi dobbiamo completarla prima l'opera perché non abbiamo neanche un'idea dei flussi di traffico, sono flussi ipotizzati da 27.000 veicoli al giorno, oggi con un'opera monca senza questa apertura siamo sui 16-17.000 veicoli, pensare che saranno
un'opera trafficata, però quando avremo i numeri riusciremo a fare anche questo. Poi se vi interessa un dato, ad esempio il Treviso Nord, questo tratto fino a Montebelluna costerà 2,5 euro, però ricordiamoci anche che le tratte i tempi di percorrenza saranno di 2/3 ridotti, cioè vuol dire che un Treviso-Bassano sarà di 20-25 minuti, vuol dire che un Treviso-Montebelluna a 8 minuti, il che vuol dire che consumeremo di meno gasolio e combustibile, perderemo meno tempo e saremo più sicuri. Rimanere un attimo in diretta qui su Antenna 3. Ovviamente questi sono giorni di angoscia per il Veneto. Lei ieri proprio a quest'ora si trovava a Canazei, immagino che lei sia in stretto contatto con i volontari, con il collega Fugatti. Beh sì, noi abbiamo ancora in corso ricerche, anche perché si vuole chiudere velocemente la partita delle ricerche. Ricordo che sostanzialmente, per fare una estrema sintesi delle persone dichiarate presenti lì, noi ne abbiamo 11 che sono o già identificati o dispersi o reclamati, diciamo, perché potrebbe esserci la remota ipotesi che qualcuno non sia lì, magari sia da qualche altra parte e non abbia informato, diciamo, è un caso impossibile, però può anche accadere. Dall'altro abbiamo 8 feriti che si aggiungono agli 11, dei quali uno è stato dimesso. Degli 8 feriti 3 ce li abbiamo in Veneto, uno a Belluno, uno a Feltre, sono 2 signori tedeschi, un maschio e una femmina, e poi un paziente maschio su Treviso in terapia intensiva che è Davide Carnielli, che è colui che è stato oggetto anche di quella bella storia che io ho aiutato i genitori a ritrovarlo con quelle foto della terapia intensiva. E quindi sostanzialmente a bocce ferme, se non ci sono novità magari di qualche straniero che era lì ma non sapevamo che fosse lì, noi dovremmo aver avuto un transito, una presenza di 8 feriti più 11, fa 19 persone sul ghiacciaio. Il Veneto sta pagando un prezzo altissimo, domani sarà il giorno del lutto tra Gordino e Val di Fassa, lei sarà presente? Io sarò presente, il Veneto paga un tributo pesantissimo, anche perché se andiamo nell'ambito ambito deceduti e dispersi, che sono 11, 8 sono veneti, una persona è trentina di Levico e 2 sono cechi. E ieri con Fugatti ha detto stiamo redigendo una misura, un'ordinanza comune per chiudere quella zona. Come sta procedendo su questo? Lì è inevitabile, a me sembra il di ricerche, di sicurezza, ma me lo lasci dire prima di tutto di rispetto. Non esiste che si vada a camminare sopra a un teatro di una tragedia come questa, soprattutto in questa fase. Dall'altro devo anche dire che questa mattina ho riparlato con il capo della protezione civile al Curcio e penso che già in settimana ci sarà una prima riunione, perché noi chiediamo, sia io che Fugatti, di girare un gruppo di lavoro tecnico, e non compete a noi, coinvolgendo sia i glaciologi che gli alpinisti, che insomma tutti quelli che conoscono le partite dei ghiacciai, in maniera tale che si stabiliscano delle regole minimali, quantomeno anche magari per fornire un bollettino meteo per i ghiacciai che è diverso di quello della neve, con un coordinamento per tutto l'arco alpino. Sono 4.400 i ghiacciai, ma effettivamente oggetto di escursione sono una quarantina in tutto l'arco alpino. Regole uniformi quindi? Ma sì, quantomeno un comune parlare, un comune sentire, come accade già con la neve, ma sulla neve ci sono modelli già super collaudati, quindi sappiamo che l'incrocio di temperature, meteo e altro ci dà determinati livelli di rischio. Sul ghiacciaio l'abbiamo visto. Questo è un evento imprevedibile e qualsiasi bollettino non sarebbe riuscito a prevederlo. Vi ricordo che si è staccato un blocco di ghiaccio e di detriti grande come un grattacielo di 70 piani, perché forse qualcuno non ha capito cosa è accaduto. Domani sarà soprattutto il momento del silenzio. Ma sì, io spero soprattutto che sia il momento del ricordo di queste persone, sperando che i RIS ci diano notizia rispetto all'identificazione di resti organici, che poi è stato dilaniante la fase dei ritrovamenti, quindi ringrazio tutti i volontari perché lo fanno in condizioni di pericolo e in condizioni anche umanamente comprensibili di difficoltà. E quindi spero veramente che per domani si possa avere quantomeno il giro di boca e tutte le identificazioni, ma comunque le ricerche continueranno. E dall'altro faccio un invito, no al turismo del macabro. Io sono andato già su più volte e devo dire che non ha nessun senso andare lì a fotografare, addirittura trovare escursionisti che cercano di bypassare le transenne. Vi dico anche che ho chiesto al sindaco di Canazei
di mettere le multe, di mettere le cifre e di metterle al massimo. Una parola sulla pandemia, ci sono 10.000 contagi in Veneto. Sì, ma l'impatto non è quello da 10.000 contagi se lo rapportiamo. Il virus di oggi non è più quello di Wuhan che conoscevamo nel 2020. Vi devo anche dire, vi do un dato fresco di ieri, ho fatto fare un'elaborazione, quasi il 50%, un 47,5% dei contagiati positivi ospedalizzati sono Covid per caso, sono partorienti, fratture femorali da incidenti stradali che poi si rivelano essere di cittadini positivi ma asintomatici. Quindi quando vedete l'ospedalizzazione che oggi è di 830 persone, dividete per 2 perché i malati di Covid che vanno in ospedale perché sono malati di Covid oggi sono intorno ai 400 unità, non 830. Tra l'altro pare che stia prevalendo a livello ministeriale la sua linea, quella di non considerare i pazienti positivi per caso negli ospedali. Meglio tardi che mai, ma io propongo anche un altro aspetto che è quello che sugli asintomatici andrebbe fatto un ragionamento rispetto al test, perché non possiamo andare avanti all'infinito. Dopodiché non va abbassata la guardia, vanno comunque rispettate le regole e non vanno aggredite le persone, perché mi è capitato di vedere perché in aereo uno sale con la mascherina, se la mascherina non è obbligatoria te la devi togliere. Sappiate che non c'è solo il Covid fra l'altro, perché un trapiantato ad esempio di midollo osseo porta la mascherina o chi ha altre patologie, quindi almeno un po' di rispetto. Grazie Presidente, grazie davvero. Ecco, Daniela, mi pare che abbiamo toccato tutti gli argomenti di attualità di questi giorni, non potevamo non chiedere della Marmolada, insomma sei collegata con Tiziana e quindi questo, diciamo così, l'intervento aggiornato dal punto di vista istituzionale del governatore Zaia, poi la questione anche del Covid come hai sentito. Adesso qualche foto di rito, poi partiremo con il pullman e vedremo questi 14 chilometri di tracciato fino a Montebelluna. Come hai sentito, hai visto, l'argomento forte è quello dei pedaggi, ne abbiamo parlato tanto anche nel corso dei nostri telegiornali, dando la voce ai pendolari, alle imprese, ai comuni, e sono arrivate spiegazioni precise anche da questo punto di vista. Per il momento, Daniela, con Nicoletta Rizzetto ti restituisco la linea. Grazie davvero Cristian, buon lavoro. E noi abbiamo parlato di Covid e quindi diamo i dati del bollettino regionale, perché è sempre alto il numero dei contagi da Covid in Veneto nelle ultime 24 ore, con 9.339 casi rispetto a 10.052 di ieri. Sono invece 2 le vittime, che porta il dato complessivo a 14.847. E io vedo già nello schermo, se è pronta, la nostra Valentina Visentin. Valentina, buongiorno. Buongiorno Daniela, e di questi dei numeri che hai appena detto, oltre 1900 positivi, nuovi casi sono registrati solo nella provincia di Padova, che insomma in questi giorni sta arrivando al picco di contagi. Ieri per esempio erano stati 2200 i nuovi casi, ma se da un lato si registra un aumento dei contagi significativo, dall'altro aumentano anche le quarte dosi, le somministrazioni di quarte dosi. Adesso quello che è accaduto ieri al centro vaccinale di Est del Chiostro degli Zoccoli, dove il giovedì pomeriggio c'è l'accesso libero senza prenotazione. C'è stato davvero un boom di persone, tantissime persone, circa 300, che sono arrivate quasi tutte contemporaneamente alla sede vaccinale. Si sono messi in coda, tantissima l'attesa sotto il sole, c'è anche stata una persona che è inciampata ed è caduta, poche sedie, quindi insomma un po' di disservizi che sono stati lamentati da queste persone. Si tratta ovviamente di persone che possono fare la quarta dose, quindi parliamo di persone fragili over 65 e over 80, tutte che avevano ricevuto la lettera dell'USL ieri, pensate solo ad Est, quindi alla fine sono state somministrate oltre 500 dosi, 500 quarte dosi ad Est, e in generale in tutta l'USL 6 ieri c'è stato veramente un nuovo incremento di vaccinazioni. È stata la provincia che ha vaccinato di più, Padova, oltre 1000 vaccinazioni effettuate solo ieri anti-Covid. L'USL ha chiesto scusa per i disservizi che si sono registrati ieri ad Est, promettendo insomma che non accadranno più, e continuando ad invitare la popolazione fragile over 80 a recarsi
vaccinarsi per effettuare la quarta dose, e anche chi non avesse proprio fatto il vaccino di iniziare il percorso vaccinale. Con questi aggiornamenti è tutto, restituisco la linea allo studio. Grazie davvero a Valentina Visentin, grazie, buon lavoro. Noi andiamo avanti e torniamo nel Trevigiano, perché si è allontanata, parliamo di una ragazza di 16 anni che è scomparsa, si è allontanata da casa lunedì il 4 luglio e da allora di lei non si hanno più notizie. La prefettura di Treviso ha attivato il piano provinciale per la ricerca di persone scomparse relativamente dunque a questa 16enne residente a Susegana, della quale sono state diffuse foto e generalità per aiutare le ricerche. Si tratta di Isabella Maria Trestiano, nata a Vittorio Veneto nel 2006. Al momento dell'allontanamento la ragazza indossava una t-shirt bianca con scritte sul retro, pantaloni della tuta neri, marca Nike, scarpe da ginnastica bianche con righe nere, marca Adidas, ed uno zaino marrone con bretelle nere. La ragazza è alta 1,80, pesa 75 kg, carnagione chiara, i capelli sono neri, altezza spalle. Chiunque abbia notizie è pregato di contattare la compagnia Carabinieri di Conegliano, lo 0422 666500, dunque 0438 666500. Questa dunque è la notizia. Ora non so se riusciamo ad andare ad Asiago, perché è iniziata, ve l'abbiamo detto oggi, è iniziata la Dunata Triveneta degli Alpini. Vediamo se riusciamo a sentire Ferdinando Caravello. Caravello, buongiorno. Buongiorno Daniela, buongiorno anche ai nostri telespettatori. Noi siamo nella nuova ala del Museo della Grande Guerra di Roana, perché da qui prenderanno il via le iniziative, tutti gli eventi del raduno del terzo raggruppamento degli Alpini, ovvero la Dunata Triveneta. Fra meno di mezz'ora ci sarà l'inaugurazione ufficiale di questa nuova ala del museo, arriveranno tutte le autorità, tutti i sindaci del territorio, arriveranno gli alpini ovviamente. Noi però siamo riusciti a entrare, avere la possibilità di avere un'anteprima di questa nuova ala e partiamo proprio da qui, partiamo da questa straordinaria ricostruzione che ci dicono sia stata fatta in collaborazione con i tecnici dei film di Ermanno Olmi, che ricordiamo qui in altopiano ha ambientato il bellissimo Torneranno i Prati, ed è la ricostruzione della famosa caverna Biancardi sull'Ortigara, quindi c'è un collegamento fortissimo fra questo museo e il Calvario degli Alpini. Ma di questo museo ci parla sicuramente meglio di quanto possa fare io Vittorio Magnabosco, che invito a venire qui con noi, presidente del Museo della Grande Guerra. Grazie per essere qui, grazie per averci fatti entrare in anteprima per vedere questa straordinaria, dicevamo, palestra della memoria. Sì, è una palestra della memoria, perché qui chi vuol vedere e anche toccare con mano ci sono oggetti che parlano. Oggetti come il cappello alpino dell'Ortigara, che fu ritrovato circa una ventina d'anni fa in mezzo alle mughe, e parla da solo di questa storia atroce che è stata anche quella di questi soldati giovani che sono morti sull'Ortigara e specialmente su tutto il nostro territorio. Allora, dicevamo, questa ala è dedicata esclusivamente alla storia degli alpini, quindi ci sono tantissime testimonianze della memoria, perché il rapporto fra le penne nere e l'altopiano, nato durante la Prima Guerra Mondiale, è poi proseguito nel corso del tempo. C'è, poi magari avremo modo di farvelo vedere, un cappello appunto che è stato ritrovato fra le mughe dell'Ortigara. Chissà a chi è appartenuto, chissà se ha portato a casa la ghirba, quell'alpino, oppure se è fra i tanti, fra le migliaia di persone che hanno perso la vita sull'Ortigara, sul vallone dell'Agnella, territori che poi andremo a scoprire anche nei prossimi giorni, perché domani mattina in Ortigara ci sarà proprio la cerimonia alla colonna Mozza, e con il ritorno degli alpini su quello che è stato il loro calvario. Vittorio, qui bisogna aprire tutto un altro mondo, bisogna cominciare a un altro percorso. Non è un punto di arrivo questa inaugurazione? No, non è un punto di arrivo, anzi noi abbiamo considerato, quando noi troviamo un oggetto che possa essere di interesse pubblico, di interesse storico, noi ripartiamo subito il giorno dopo alla ricerca di altri manufatti, di altre cose, di divise, perché ancora ce ne sono tanti in giro e vanno perse nella memoria, la memoria di questi alpini e di questi soldati che hanno combattuto qua da noi.
non ci sono solo gli alpini, perché magari l'invito anche ai nostri telespettatori è quello di fare un salto a vedere questo bellissimo museo. C'è anche la ricostruzione, ad esempio, del luogo in cui la Brigata Sassari ha trovato il proprio carnaio. Lo ricordiamo, i fatti narrati anche da Lussu nell'anno sull'altopiano trovano un bellissimo dal punto di vista tecnico, perché è drammatica la ricostruzione diorama qui all'interno. Sì, c'è la ricostruzione dell'attacco che fece la Brigata Sassari assieme alla Brigata Piacenza e a Bersaglieri. E in quell'occasione ci furono dati dei dati di tiro sbagliati all'artiglieria italiana, che purtroppo bombardò le nostre linee e decimò la Brigata Sassari, che dovette essere anche ritirata dalla guerra. Vediamo che Fabio Verin vi sta facendo vedere quel particolare dettaglio di questa nuova ala, un plastico molto bello, molto interessante, che va visto, quello che c'è qui dentro va tutto visto, perché ogni dettaglio, ogni piccolo pezzo di questo museo va visto. Ci sono storie da raccontare, ci sono storie che non verranno mai raccontate, come quella dell'alpino a cui apparteneva quel cappello ritrovato sull'Ortigara. Adesso ci ha raggiunto anche il sindaco di Roana, Elisabetta Magnabosco, che insomma da padrona di casa, possiamo dire, si trova un onore e un onere come questo. Adesso Fabio vi sta facendo, siamo passati davanti addirittura a una vasca da bagno della prima guerra mondiale con un cassone di legno, cioè veramente si posa lo sguardo qui e si apre un mondo. Però dicevamo, sindaco, qui gli appassionati possono trovare pani per i loro denti, ma bisogna parlare alle nuove generazioni, bisogna parlare ai bambini. La memoria è un muscolo che si allena fin da giovani. Certo, credo che sarebbe una bella sfida per i giovani se magari prendessero qualche libro del tipo Il Sergente della Neve, Un anno sull'altopiano, 100.000 gavette di ghiaccio, andassero ad analizzare non solo le località, ma anche i singoli oggetti, i singoli percorsi quindi che sono stati fatti, e anche il passare del tempo, e magari venissero qui calandosi nella realtà e potendo toccare direttamente con mano, vedere con i loro occhi quelli che sono stati effettivamente tutti gli oggetti, tutti gli indumenti, i cappelli, tutti gli zaini, tutte le cose che sono le bombe, voglio dire, le armi impiegate durante la Prima Guerra Mondiale. Qui si vive effettivamente la storia, si vive a 360 gradi e si può respirare. Si può respirare quindi non solo l'aria buona del luogo, ma questa palestra, diciamo, questa sensibilità particolare che ci troviamo a dover avere quando si entra qui e si può osservare tutto questo. Ecco, ricordiamo, oltre a tanti cimeli, tanti ricordi della Prima Guerra Mondiale, ci sono anche dei piccoli pezzi di memoria di altre epoche della Seconda Guerra. Per esempio c'è c'è del materiale dell'alpino Dal Pozzo, che ricordiamo protagonista di tante adunate nazionali, è andato avanti qualche anno fa, ma qui in altopiano insomma la sua figura è sempre molto, molto sentita, molto importante. Certo, è sentita, è importante, l'abbiamo visto sfilare, l'abbiamo visto fermare le adunate, laddove un signore con grande dignità si alzava e faceva qualche passo a piedi. Questo è un ricordo vivo perché ci trasmette direttamente quella che è la forza non solo degli altopianesi, ma anche proprio quel senso di civiltà, quel senso di rispetto della storia che ogni singolo soggetto dovrebbe avere. Allora, Fabio Verin sta facendo un lavoro notevolissimo nel riuscire a far vedere tutte le cose di cui parliamo, tutti i dettagli di cui approfondiamo qui in questa diretta. Allora, prima di lasciare andare i padroni di casa, che sappiamo far pochissimo, saranno qui con le autorità per l'inaugurazione, una domanda un po' più personale. Qual è il pezzo, qual è il reperto, qual è la cosa che qui dentro vi emoziona di più? Personalmente, figlia di un artigliere, il cappello ritrovato donato da Ronzani sul Monte Ortigara, questo perché me lo voglio immaginare sotto magari una protetta e vellutata stella alpina o sotto un bel rododendro. Vittorio, per lei? Per me, che sto qui da bambino, tutti i pezzi parlano, però forse quello che parla di più è il pezzo dell'artiglieria del 420, perché a mio ricordo non avevano i soldi per acquistarlo e fecero una colletta di paese e tutto il paese contribuì e riuscimmo ad averlo. Benissimo, Daniela, a questo punto io Sì,
Sì, abbiamo di nuovo qualche problema di collegamento, speriamo di ricollegarci presto con te Ferdinando per far vedere anche questa grande festa che è iniziata lì ad Asiago, e quindi appena puoi chiedici subito il collegamento, che torneremo sicuramente da te per far vedere la festa degli alpini, la Dunata Triveneta delle Penne Nere. Ed ora mi scuso con il sindaco per averlo fatto aspettare, Gian Maria Boscaro, sindaco di Vigonza. Sindaco, buongiorno intanto. Buongiorno e grazie per l'invito. Oggi purtroppo giornata insomma piena tra la Pedemontana visto e insomma la grande festa invece degli alpini e purtroppo la tragedia della Marmolada, e purtroppo di questo dobbiamo anche parlare e dobbiamo continuare a parlare, perché ci sono le famiglie che, come avete sentito, che sono in attesa di ogni segno, di ogni segnale per poter recuperare il proprio caro. Sindaco, invece parliamo con lei di cronaca, parliamo di baby gang, di atti vandalici nel suo comune. Abbiamo sentito una situazione davvero difficile in tante province e questo fenomeno è in crescita ed è un fenomeno che sta preoccupando non poco. Allora sì, sicuramente è un fenomeno che è diffuso. Noi abbiamo avuto, ahimè, un episodio particolarmente violento di cronaca, perché si è usciti un po' dal quotidiano problema del disagio giovanile per arrivare a veri e propri atti di criminalità. È una criminalità che si è concretizzata nell'aggressione non solo a 3 persone del personale di un bar, ma anche alla devastazione vera e propria del locale e delle aree comunali limitrofe. Quindi abbiamo avuto un episodio di particolare violenza e ringrazio già il prefetto e il questore che si sono attivati con una celerità incredibile per darci sostegno e un aiuto, e sono già arrivati i primi provvedimenti nei confronti di questi soggetti. Di reati veri, non di atti solo vandalici, e sempre più sono coinvolti i minori, lo abbiamo visto anche nella provincia di Treviso, così come adesso nella provincia di Padova, non solo a Vigonza. Cosa si può fare di più secondo lei? Sicuramente sanzioni importanti per le famiglie, questo per dare anche insomma cercare di far emergere questo problema anche alle famiglie. Allora, sicuramente l'aspetto sanzionatorio è un aspetto importante, ma non è l'unico aspetto da affrontare. Penso sia importante anche andare alla fonte del disagio e cercare di sviluppare delle azioni anche educative su questi temi. E non è semplice per i comuni gestirle, perché spesso, come nel nostro caso, si tratta di giovani che vengono anche dai comuni limitrofi, quindi la nostra possibilità di intervenire con i servizi sociali, con le scuole è anche limitata, perché non possiamo far altro che segnalare ai nostri colleghi vicini di casa questo disagio di questi giovani che poi vanno a delinquere nei vari territori. Forse servirebbe un'iniziativa, dico nazionale, quindi di ampio impatto, proprio sui temi dell'educazione. Noi a Vigonza abbiamo avviato già con le precedenti amministrazioni un bellissimo progetto che si chiama Ci sto a fare fatica, dove coinvolgiamo i giovani vigontini dell'età appunto che va dalle medie alle scuole superiori per fare piccole attività di manutenzione proprio su quegli atti vandalici che vengono fatti dai loro coetanei, proprio per responsabilizzarli. Questo è un bellissimo esempio positivo che continueremo a promuovere e speriamo, ecco, che venga diffuso. Ecco Sindaco, noi abbiamo visto quelle immagini insomma davvero preoccupanti di quell'aggressione ai danni di quel barista e insomma in un momento già difficile per questa categoria. Adesso siamo a Eto, sono tornati a lavorare, è tornato il turismo, è tornata la gente, però insomma hanno vissuto 2 anni difficilissimi e sicuramente di certo queste cose non dovrebbero accadere, ma non soprattutto in questo momento.
Sì, questo deve essere il momento un po' anche della ripresa per tutta la categoria e gli operatori del settore devono sentirsi sicuri. Paradossalmente una volta c'era un po' l'idea che i gestori o i proprietari dei locali volessero evitare i controlli. Oggi io ricevo richieste non solo da quel locale ma anche da altri locali di Vigonza che mi chiedono invece maggior controlli in modo tale da dissuadere i balordi malintenzionati da andare lì a fare attività di disturbo o addirittura criminale. Oggi c'è la necessità di lavorare in tranquillità e in sicurezza per questi posti, nel rispetto delle regole. E quindi c'è ancora, vista l'uscita degli anni veramente duri, ancora di più l'esigenza di poter lavorare serenamente e per la propria attività, e su questo cercheremo di dare una mano come comune e abbiamo già segnalato anche alla prefettura e alla questura questa esigenza per cercare di fare un'azione coordinata. Ecco, mi stava anticipando proprio la domanda. Sindaco, ci saranno quindi maggiori controlli a questo punto sul territorio, maggiori controlli proprio nelle zone, tra virgolette, che sono considerate quelle più a rischio? Sì, allora ci saranno maggiori controlli. Già noi con la polizia locale abbiamo predisposto dei pattugliamenti serali che non c'erano in precedenza o erano molto radi, per creare una sinergia appunto anche tra i vigili e le forze dell'ordine. Ci saranno sicuramente maggiori controlli, li abbiamo richiesti nel tavolo prefettizio per l'ordine e la sicurezza pubblica, abbiamo trovato una grande disponibilità da parte di tutti gli organi a partire dal prefetto per darci una mano, ed è stato indetto un tavolo tecnico con la nostra polizia locale per organizzare l'attività di controllo del territorio, dei locali e delle aree appunto calde che ahimè nel territorio vigontino non sono facilmente individuabili perché abbiamo un territorio molto vasto e non siamo paragonabili ad esempio la vicina città di Padova, dove le aree magari vengono individuate più in maniera più circoscritta. Qui in un territorio vasto queste situazioni le ritroviamo un po' sparse di notte nei parcheggi, nelle aree artigianali, nelle aree un po' nascoste, e quindi serve proprio uno sforzo ancora più forte e più importante da parte delle forze dell'ordine. Sindaco, la ringrazio davvero. Grazie a voi, grazie mille, buona continuazione. Grazie a lei, buon lavoro Sindaco. Noi andiamo adesso di nuovo a Spresiano perché abbiamo visto, è partito il pullman, la vediamo che sta percorrendo il tratto di strada di Pedemontana, la vediamo, guardate le immagini davanti alle forze dell'ordine, il pullman dove ci sono le autorità, i giornalisti e tutti insomma le persone presenti alla cerimonia. Abbiamo visto anche il taglio del nastro, abbiamo sentito le parole del presidente Zaia. Dunque è terminata, insomma è stata inaugurata quest'ultimo tratto di Pedemontana, un'opera davvero attesa ed importante, è stato ribadito più volte. Ora ci fermiamo un attimo, qualche istante di pubblicità, poi torniamo in studio perché ci ricollegheremo ancora con la Marmolada per le ultime novità. Parleremo però anche di Covid con una microbiologa dell'ULSS 2 della Marca Trevigiana e parleremo anche di turismo, pubblicità e meteo. Donadel Sunplast fornisce ed installa tende e coperture tecniche, avvolgibili, serramenti in PVC e in alluminio, porte da interni. Benvenuti al meteo. Torna la stabilità atmosferica sul nostro territorio, tempo più asciutto con clima caldo ma decisamente più gradevole. Vediamo il dettaglio di venerdì 8 luglio. Sul Veneto continuano ad affluire correnti più fresche dai quadranti settentrionali, ma la pressione è in aumento. Sarà infatti soleggiato un po' dappertutto sulla nostra regione con cielo sereno o velato e non si verificheranno precipitazioni. Temperature sostanzialmente stazionarie, minime tra 13 e 22 gradi, massime invece comprese tra i 27 e i 31 gradi all'incirca.
Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia, anche in questo caso cielo in genere sereno su pianura e costa specialmente. Sui monti invece sarà poco nuvoloso, non sono attese piogge. Temperature minime sui 16-20 gradi, massime sui 27-30 gradi. Infine diamo uno sguardo al Trentino Alto Adige, cielo generalmente sereno salvo qualche nube residua al mattino lungo le Alpi di confine. Temperature minime sui 15-16 gradi, massime intorno ai 30-31 all'incirca. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci. Donadel Sunplast vi aspetta nello showroom di Farra di Soligo, dove troverete le giuste risposte alle vostre esigenze di arredo esterno. Siamo tornati nuovamente in studio e parliamo ora di Covid, ne abbiamo parlato anche con la nostra Valentina Visentin, con l'aumento dei contagi sempre alto, l'abbiamo detto il numero dei contagi, l'abbiamo visto prima, 9.339 nuovi casi, 2 vittime in 24 ore, fra l'altro sono 11 le regioni che registrano questa settimana un'incidenza dei casi di Covid superiori a 1.000 per 100.000 abitanti rispetto alla media nazionale. E fra queste 11 regioni c'è anche il Veneto. Ne parliamo con Elisa Vian, microbiologa dell'ULSS2 Marca Trevigiana. Buongiorno. Buongiorno. Dunque, l'abbiamo detto, un'ondata forse un po' in attesa, si aspettava per l'autunno, in realtà è arrivata, insomma, tanti contagi. Sì, allora, principalmente ci sono 2 motivi di questo innalzamento. Una è il fatto che dal 15 giugno abbiamo tolto ulteriori barriere, diciamo, protettive nei confronti del virus, togliendo appunto la mascherina ancora in altri luoghi dove prima era obbligatoria. E il secondo motivo è anche legato al fatto che dai primi di giugno comincia a circolare anche in Veneto e sta diventando sempre più preponderante l'Omicron 5, quindi la variante BA.5 che corrisponde appunto a Omicron 5. Noi partecipiamo come altri centri alla sorveglianza che viene fatta a livello di Istituto Superiore di Sanità, e questa settimana abbiamo mandato appunto i tamponi che ci daranno la nuova, diciamo, composizione delle varianti che circolano in tutta Italia, prendendo in maniera casuale tutti i tamponi positivi. Per esempio in questo caso abbiamo preso tutti quelli del giorno 5 luglio e quindi avremo una situazione reale di quello che circola tra i positivi. Ad oggi comunque a Treviso abbiamo la presenza della variante Omicron 5 pari al 50% dei campioni positivi che noi analizziamo. Il rimanente è... No, mi diceva, scusi, sì, il rimanente diceva... Ancora, il rimanente è Omicron 2, BA2 e qualche cosa, 10% anche della variante BA4, Omicron 4. Questa è la nostra un po' situazione. Ecco, per quanto riguarda, dottoressa, per quanto riguarda i sintomi, abbiamo visto, insomma, fortunatamente la situazione ospedaliera rimane abbastanza stabile, ne abbiamo parlato anche nei giorni scorsi, sono persone che sono entrate con altre patologie e poi si sono, insomma, scoperte anche positive. Sì. Però quali sono i sintomi preminenti rispetto a una variante rispetto all'altra? Allora, quello che stiamo notando con Omicron 5 è la presenza di febbre rispetto per esempio a Omicron 2 in cui non tutti presentavano questo sintomo, quindi febbre e mal di testa. Il mal di gola che era presente molto con Omicron 2 lo vediamo un po' meno, però sempre tra i sintomi prevalenti. Diciamo che quello che fa la differenza è la febbre. La cosa positiva che noi stiamo vedendo, se possiamo dire che c'è un aspetto positivo, è il fatto che la negativizzazione è entro i 7 giorni, mentre purtroppo abbiamo visto che
non erano sufficienti i 7 giorni previsti dal tampone di negativizzazione per quanto riguarda l'Omicron 2. Ecco. Con Omicron 5 in 7 giorni si riesce a negativizzarci. Ecco, una delle domande che si fanno molti cittadini è una persona prende una variante, il rischio di prenderla magari in breve tempo, prendere anche un'altra variante è fattibile? Allora, dai nostri dati le reinfezioni che noi vediamo sono reinfezioni di persone che hanno avuto il Covid a dicembre o i primi di gennaio. Non abbiamo ancora reinfezioni di Omicron con Omicron. In pratica noi, come tutta Italia, insomma, dal mese di gennaio abbiamo avuto la presenza di Omicron 1, che poi è stata susseguita da marzo-aprile Omicron 2 e adesso abbiamo Omicron 5. Ecco, noi abbiamo notato che tutte le subvarianti Omicron formano una sorta di protezione, almeno all'interno di questi 5-6 mesi di cui stiamo parlando, nei confronti di altri subvarianti Omicron, mentre le reinfezioni li vediamo con chi ha avuto Delta o addirittura le varianti dell'anno scorso. Però sembra che appunto ci sia una protezione, almeno, ripeto, per questi 6 mesi che abbiamo visto noi, per quanto riguarda chi è stato colpito da Omicron. Ecco, il dato che sta emergendo, che è importante, è che ci sono meno ricoveri per quanto riguarda le complicazioni, quelli famosi della polmonite. Sì. Confermo che Omicron rispetto al virus dell'anno scorso presenta come tropismo quindi le alte vie respiratorie, quindi dà meno problemi di polmoniti. Questo ovviamente nella popolazione, diciamo, immunocompetente. Dobbiamo stare sempre molto attenti ai fragili, quindi agli anziani, ai grandi anziani, quindi parlo di novantenni e oltre 90 anni, e i pazienti fragili oncologici o immunodepressi. Stiamo notando quelli che noi chiamiamo i Covid per caso, cioè pazienti che entrano per altre patologie e che poi scoprono di essere anche positivi. Quindi sì, confermo che in questo momento il problema del Covid è un problema anche organizzativo per quanto riguarda gli ospedali, cioè quello di organizzare in qualche modo di fermare, diciamo, in qualche modo i positivi e però mantenere comunque l'attività di tutti i reparti. Questa è la cosa più difficile ed è quello con cui stiamo combattendo ogni giorno. Ecco. Quindi salvaguardare i pazienti, diciamo, non positivi e comunque garantire le attività quotidianamente. Ecco, dottoressa, non possiamo fermarci, ecco. Certo, rispetto al passato sembra che ci siano un po' meno asintomatici e un po' più positivi con sintomi, sembra, nell'ultimo periodo. Abbiamo visto anche, fra l'altro, i centri di tampone che sono stati presi d'assalto. Allora, vediamo più i sintomatici perché probabilmente gli asintomatici non si fanno i tamponi, quindi forse anche questo è il motivo per cui non vediamo asintomatici. Generalmente ai Covid point vanno le persone che devono sottoporsi al tampone per qualche motivo personale oppure appunto perché hanno sintomi. Credo che perdiamo tutti quegli asintomatici che non fanno il tampone, quindi non possiamo dire che abbiamo più sintomatici adesso perché lo screening è cambiato. Ecco, dottoressa, un'ultima domanda. Abbiamo detto un'ondata adesso, ci si aspetta un'altra ondata, abbiamo problemi di collegamento e vediamo se riusciamo a ripristinare il collegamento con la dottoressa. Ci ricollegheremo fra poco con la dottoressa, spero che riesca a ricollegarsi con noi. Andiamo però, la vedo già sullo schermo, Tiziana Bolognani per la tragedia sulla Marmolada. Tiziana, buongiorno.
Sì, Daniela, solo per confermarti le informazioni che ti ho dato sin dall'inizio dei nostri collegamenti, e cioè che anche questa mattina i soccorritori che sono stati impegnati ad una quota fra i 2.400 e i 2.800 metri del frana, cioè di ciò che resta della porzione del ghiacciaio della Marmolada, hanno rinvenuto ancora resti organici e attrezzatura che naturalmente apparteneva agli alpinisti che sono stati investiti dalla valanga. Solo il DNA su cui lavorano i RIS di Parma potrà dare una identità ai nomi delle persone che sono state recuperate e che ancora non hanno un nome. Il bilancio ufficiale delle vittime è fermo a 10, di cui, lo ricordiamo, ancora 4 senza nome. La lista dei decessi potrebbe fermarsi a 11 se i corpi non identificati dovessero appartenere ai 5 dispersi, che sono 2 coppie venete, lo ricordiamo, e un 22enne che è stato tutti reclamati dalle famiglie. Per avere un bilancio ufficiale bisognerà attendere ancora l'esito delle ricerche che si svolgeranno domani e poi domenica, e fra domani e domenica già qualche indicazione dal RIS di Parma, secondo quanto abbiamo appreso, potrebbe emergere. Come consuetudine di questi giorni ci ha insegnato, è molto probabile che attorno alle 17:30 anche oggi ci sarà una conferenza stampa con il presidente della provincia autonoma di Trento e possibilmente anche uno dei responsabili delle forze impegnate in campo, e quindi potremo avere il punto della situazione, ma solo nel tardo pomeriggio, e quindi potremo avere il sunto della giornata sin a partire dalla prima edizione del nostro telegiornale regionale alle 18:30, e per il momento da Canazei, dal centro di coordinamento dei soccorsi qui alla caserma, al comando della caserma dei Vigili del Fuoco, è tutto, e ti restituisco la linea. Grazie davvero Tiziana, ovviamente tutte le notizie, tutte le informazioni e le novità su questa immensa tragedia nel corso dei nostri telegiornali a partire dalle 18:30 per il Veneto. Ecco, la vediamo ricollegata la dottoressa Vian. Dunque, rifacciamo solo una finestra di qual è la situazione attualmente. Quali sono le varianti in questo momento più importanti, quelle che avete riscontrato maggiormente? Sì, allora al 27 di giugno abbiamo a Treviso il 45% di Omicron 5, un 12% di Omicron 4 e il restante, quindi un 48% di Omicron 2. Queste sono un po' le nostre percentuali. Ci aspettiamo con la prossima sorveglianza di vedere sicuramente la prevalenza di Omicron 5, quindi quella che viene chiamata BA.5, rispetto a Omicron 2, perché ormai abbiamo visto, insomma, il trend è quello che stia sostituendo Omicron 5, stia sostituendo Omicron 2. Ecco, vogliamo ricordare i sintomi dell'Omicron 5, perché qualcuno dice ho mal di testa, ho la febbre, o qualcuno dice ho mal di testa, ho la febbre, ho raffreddore, ho tutto, insomma, quali sono i sintomi? I sintomi principali sono febbre, mal di testa, quindi una sorta tipo di rinite anche quasi che dà fastidio, e poi può esserci mal di gola, tosse, insomma sintomi simili all'influenza, anche se non è influenza, ripetiamo, perché... Certo. Dottoressa, ci aspettiamo un'altra ondata adesso in autunno? Allora, non ci aspettavamo questa ondata, e questo ha cambiato un po' anche la situazione, nel senso che noi adesso ci aspettiamo che dal metà luglio ci sia un progressivo
miglioramento del numero insomma, dei positivi, quindi andiamo verso una negativizzazione e contemporaneamente quello che si spera è che questa ondata abbia infettato, diciamo così, molte persone tali da immunizzare ancora più la popolazione. Quindi di poter, se appunto rimane Omicron 5 per ancora qualche mese, di poter avere una popolazione per la maggior parte immunizzata e quindi provare ad arrivare insomma a settembre-ottobre, dove speriamo siano disponibili questi vaccini nuovi che comprendono anche l'immunità per le varianti 4 e 5, Omicron 4 e Omicron 5, quindi che possiamo ancora per qualche mese anche autunnale vivere un po' diciamo di rendita di questa ondata, se sempre appunto non abbiamo varianti nuove che subentrano. Ecco, un'ultima domanda, insomma, l'importanza, dottoressa, di comunque, anche se non è obbligatoria, tenere la mascherina insomma, quando ci si trova con altre persone, anche perché questa variante, soprattutto quest'ultima, è molto contagiosa e molto veloce. Sì. Vi ricordo, insomma, la contagiosità è molto alta. Una persona positiva contagia fino a 15 persone contemporaneamente, quindi è rispetto al variante che avevamo all'inizio nel 2020, in cui una persona contagiava al massimo 2 persone, qui vedete che è molto veloce e quindi la precauzione della mascherina purtroppo va ancora utilizzata, soprattutto nei confronti delle persone più deboli, quindi mi riferisco per esempio ai nonni, alle persone anziane, ma anche ai fragili, agli immunodepressi, ai pazienti insomma, che hanno bisogno di più attenzioni e che noi abbiamo il dovere insomma, di proteggere attraverso la mascherina. Ecco, ultimissima domanda, anzi 2 ultime domande. La prima è quanto tempo da quando una persona va a fare contatto con una persona che ha sintomi positiva, quanto tempo può maturare poi la positività? Abbiamo visto che varia dai 3 ai 5 giorni. Quello che stiamo notando è che sia con qualsiasi tampone, sia quello antigenico che quello molecolare, spesso i sintomi precedono la positività del tampone, anche di 2 giorni. Quindi abbiamo sintomi di raffreddamento e febbre e la positività avviene non il giorno stesso in cui compaiono i sintomi, ma anche un giorno, 2 dopo. Ultima domanda. A ottobre si parte di nuovo con le vaccinazioni, adesso stiamo facendo la vaccinazione ai fragili, qualcuno si domanda se partirà a settembre anche per tutti gli altri? Sì, partirà, ma stiamo aspettando appunto i vaccini nuovi che coprono, a quanto detto, anche le varianti 4 e 5 Omicron. E stanno anche pensando a vaccini pan-Covid, cioè che non riguardano solo le varianti, perché non possiamo seguirle tutte, perché abbiamo visto come sono molto veloci nel ripresentarsi. Quindi parlano anche di vaccini che coprono da tutti i Covid, da tutti i virus SARS, ecco. Questo è l'altro fronte, diciamo, di ricerca sui vaccini. Quindi da una parte sono già pronti i vaccini per Omicron 4 e Omicron 5, dall'altra parte si sta cercando anche dei vaccini che coprano per tutti i virus SARS. Dottoressa, la ringrazio, grazie davvero. Grazie a voi. Grazie e buon lavoro. Arrivederci. Noi non so se riusciamo ora ad andare di nuovo un attimo, eccolo qua, lo vedo a Spresiano con il sindaco di Spresiano Marco Della Pietra. Buongiorno Cristian. Sì, Daniela, siamo addirittura d'arrivo, abbiamo fatto il giro con il pullman su questo nuovo tratto della superstrada pedemontana veneta. Vi abbiamo raccontato questo evento in diretta, avete sentito prima le parole del presidente Luca Zaia, che ovviamente ha parlato anche delle varie emergenze in corso su tutte quella della
Cristian, abbiamo qualche problema di collegamento, ti sei bloccato, non riusciamo più a sentirti. Vediamo se riusciamo a ripristinare il collegamento. Intanto io andrei, perché so che sei collegato con noi, Giovanni Cher, presidente di Federalberghi Treviso, eccolo qua, mi scuso per averla fatto attendere. Buongiorno. Buongiorno. No, ci mancherebbe. Sono giusto arrivato, ero anch'io all'inaugurazione del nuovo tratto della Pedemontana Veneta, quindi sono giusto arrivato per collegarmi. Ecco, un commento, si diceva importante per i cittadini, importante per le imprese, importante anche per i turisti. Certo, molto importante per i turisti, anche se si va verso quello che è il turismo slow, è l'importante che le vie di comunicazione siano veloci, fa quasi ridere, è quasi un paradosso, ma è proprio così. Il turismo funziona con le vie di comunicazioni efficaci. Ecco, io non so se Cher può aspettare un attimo, vedere un secondo, se riusciamo a ricollegarci, giusto anche per salutare. Certo. Eccolo qui. Cristian. Dal prossimo anno si prende in mano anche questa questione che insomma è abbastanza urgente per le categorie, per gli imprenditori. Sì, sicuramente c'è anche quel passaggio lì, ma mi pare che Zaia sia stato piuttosto chiaro in materia. È cambiato il mondo, qua sembra che per alcuni siamo fermi a 30 anni fa e invece no, siamo nel 2022, abbiamo passato anche 2 anni non proprio splendidi, siamo riusciti a portare a termine l'opera e questo è un buonissimo punto di inizio. Adesso non era affatto scontato. No, non era per niente scontato, poi tutti parlano di opere complementari non avendo nemmeno un sentore di quello che possa essere un'opera complementare, di dove vada fatta, parlano per parlare, poverini. E invece adesso sono stato rassicurato anche dall'assessore De Berti, dovessero esserci dei problemi, li discuteremo insieme e le opere complementari le faremo, ma le faremo ad hoc, non per buttare via e per sprecare denaro pubblico. In ordine invece alla rotatoria dell'Odissea mi preme tanto specificare che non c'entra niente con la strada Pedemontana Veneta, che l'abbiamo portata a casa noi, giusto perché si sappia. In secondo luogo che è un'opera che farà ANAS e che farà, quindi si farà. Poi i tempi, ragazzi, cioè non si possono mettere d'accordo 2 enti differenti sulle tempistiche e ci sono anche delle parti burocratiche che sono ben diverse l'una dall'altra. Quindi. Grazie, davvero, so che c'è qualche problema di collegamento. Sì. Dimmi Daniela, cosa hai sentito? Abbiamo sentito insomma l'intervista con il sindaco della Preate, noi ti ringraziamo anche il sindaco per queste parole, lo ringraziamo poi ovviamente nel corso del nostro telegiornale di questa sera a Treviso parleremo e faremo insomma ampi servizi su questa importante opera. Grazie davvero Cristian, noi torniamo invece a parlare con Giovanni Cher e parliamo di turismo un po', insomma il turismo c'è, è arrivato in maniera importante, insomma abbiamo visto con alberghi davvero pieni, prenotazioni che ci sono per tutta insomma il periodo estivo. Sì, diciamo che finalmente sentivo prima l'intervista alla dottoressa e facevo gli scongiuri perché voglio dire, speriamo che non riprenda la pandemia perché questo rovinerebbe un momento, devo dire, buono del nostro settore, anzi un momento magico, perché la gente dopo 2 anni chiusa in casa ha veramente voglia di viaggiare, veramente voglia di tornare a viaggiare e di andare a scoprire posti nuovi, e Treviso di posti nuovi ne ha tantissimi da proporre, no? E infatti tutta la nostra provincia è molto molto ricercata dal turismo sia nazionale sia quello di prossimità. Teniamo presente che, voglio dire, un anno come questo manca ancora tutto quello che è l'Oriente, l'Estremo Oriente, perché ancora non si viaggia, però diciamo i viaggiatori europei, i viaggiatori italiani sono sicuramente attratti da una destinazione così ricca di offerta come quella trevigiana, che va ovviamente dalle bellezze della Pedemontana all'area del Prosecco, alle città d'arte, alla zona sud vicino a Venezia. Veramente c'è tantissima offerta, tutta ben condita, con un territorio ospitale dove l'enogastronomia la fa veramente da padroni, perché voglio dire è sicuramente resta una delle nostre grandi attrattive. Prosecco e Tiramisù sono 2 brand che veramente stanno facendo e attraendo i turisti da tutto il mondo. Ecco, come iniziative turistiche ne sono state fatte tante per far tornare, per far arrivare il turismo in città, a Treviso, ma non solo, come diceva lei, un po' dappertutto, nella provincia, dalle campagne alle colline.
A livello di alberghi, insomma, com'è la situazione? Perché tutti dicono, insomma, i ristoratori hanno ripreso e invece gli albergatori? Ma gli albergatori, diciamo che stiamo facendo abbastanza fatica, nel senso che ci troviamo ad avere un grosso problema di personale. I giorni scorsi mi è capitato personalmente in una delle strutture che io dirigo di dover ospitare dei gruppi provenienti di altri alberghi che erano chiusi per Covid. C'erano talmente tanti malati all'interno del settore e non ci sono le risorse per poter, diciamo, sostituirli e più di qualche albergo si è dovuto ritrovare veramente in queste grandi condizioni di difficoltà. Difficoltà nella ricerca del personale ce l'hanno un po' tutti i settori che sono stati penalizzati, quindi vediamo i ristoratori, noi albergatori, ma anche le compagnie aeree, quindi tutti i settori più danneggiati hanno fatto sì che in 2 anni di chiusura molti dei dipendenti, degli impiegati in questi settori hanno preferito andare a lavorare in fabbrica, si sono abituati a stare a casa il sabato e la domenica e pensare di tornare a lavorare con dei ritmi forsennati come sono quelli che il turismo purtroppo richiede li ha fatti un po' desistere, no? E quindi siamo in un momento molto critico proprio per il nostro personale. Ecco, da questo punto di vista si può fare qualcosa di più per attirare il personale, ma anche e soprattutto i giovani, perché sono quelli che poi mancano anche. Ma abbiamo avuto degli incontri con le scuole adesso del turismo superiore, gli ITS, ma tutte le scuole del turismo. C'è proprio un momento in cui c'è un po' di disinteresse verso il settore. Disinteresse a nostro avviso non giustificato, perché in realtà se andiamo a considerare la tipologia di lavoro, le retribuzioni, si parla che sono bassi, ma se andiamo a vedere non è così vero. Certo, una volta si beveva molto di mance, oggi non c'è più l'abitudine di mance. Una volta il cliente si aveva molto più tempo per poter parlare con i clienti, oggi il lavoro è molto più rapido, più veloce, quindi diciamo è un po' cambiato negli anni come abitudini e come tendenze. E questo fa sì che molti giovani magari dicono aspetta un attimo, però a vedere se c'è qualcosa di più interessante. Noi confidiamo che questo si riprenda in breve, che ci sia un po' un ritorno. Aspettiamo anche che ci sia la possibilità di fare nuovi contratti, dei contratti più vantaggiosi e anche una riduzione del cuneo fiscale nel nostro settore, che è veramente, veramente importante. Presidente, un'ultima cosa, lei diceva incrociamo le dita, insomma, perché stiamo ripartendo e preoccupa un po' il fatto di questo aumento dei contagi. Ma sicuramente, allora, è più che di per sé il fatto dei contagi, perché sembra che questa forma, lo diceva anche la dottoressa, sia meno pericolosa, perché c'è proprio anche il turismo, si sa che è un settore dove si va molto a mode, si va molto a orecchio e quindi voglio dire, se la comunicazione dovesse incominciare a spaventare i turisti dovranno restare a casa come hanno fatto negli ultimi 2 anni. Come si aspetta questi prossimi mesi a livello turistico, a livello di prenotazioni? Guardi, gli dico già che abbiamo delle ottime, il mese di luglio ha delle ottime previsioni, il mese di agosto è un pochino più basso, ma confidiamo che andremo verso il recupero, ma anche perché il mese di agosto è il mese prettamente degli italiani, no? E quindi gli italiani come tradizione tendono sempre a prenotare all'ultimo momento, particolarmente adesso dopo appunto i 2 anni di Covid. Settembre dà ancora dei buoni trend di vendita e ottobre è ancora un po' presto per andarlo a definire. Poi chiaramente l'inverno, da novembre in poi, ci sarà sicuramente un calo del turismo e speriamo che le aziende riprendano a viaggiare, che quindi il turismo d'affari, quell'altro aspetto molto importante della nostra provincia, si mantenga elevato. In questo senso opere come la Pedemontana Veneta dovrebbero essere di grande facilitazione non solo per il turismo, ma soprattutto per questo genere di turismo che è appunto il turismo d'affari. Presidente, la ringrazio davvero, grazie davvero. Grazie per essere stato con noi e buon lavoro.
Arrivederci, buona giornata e buon lavoro anche a voi. Grazie. Noi ci fermiamo, qualche istante di pubblicità, poi torniamo in studio per l'ultima parte di questa diretta. Rieccoci nuovamente in studio, una notizia di cronaca che arriva dal Veronese. La polizia locale di Verna ha segnalato alla Procura della Repubblica 2 cittadini, un marocchino e un tunisino, entrambi privi di permesso di soggiorno, che avevano occupato abusivamente un appartamento di proprietà di Agec, attualmente vuoto, ubicato al primo piano. Su segnalazione dei residenti e anche di Agec, l'intervento degli agenti ha permesso di verificare la presenza di 2 giovani entrati dalla porta finestra dopo aver aperto le tapparelle e sorpresi a dormire all'interno dell'appartamento. Rinvenuti anche alcuni grammi di sostanza stupefacente sia all'interno dell'immobile sia nel giardino antistante. E ieri giornata di maltempo, temporali un po' ovunque, grandinate anche nel Bassanese, ma anche grandine ed ancora grandine nella provincia di Padova, colpite nel pomeriggio sia la bassa che l'alta padovana, danni alle auto in sosta e alle colture. Nuova ondata di maltempo sulla provincia, colpite da forti grandinate, bassa e alta padovana. Ancora grandine sulle campagne. Anguillara Veneta è tra le prime località colpite nel pomeriggio di ieri da chicchi di grandine grandi come noci. Auto e coltivazioni danneggiate. Salva invece la patata americana, prodotto tipico di Anguillara, che in questo periodo è in piena crescita. La grandine ha toccato poi Bagnoli, Conselve e Terrassa Padovana, ma di dimensioni piccole. Dalla bassa all'alta padovana il maltempo si è spostato poi nel triangolo tra Villafranca, Piazzola sul Brenta e Mestrino. Anche qui chicchi di grandine grossi come noci che hanno danneggiato auto, orti e colture. In serata un ulteriore fenomeno di maltempo ha sferzato nuovamente la zona delle Stense con grandinate di dimensioni ragguardevoli. Rimaniamo a Padova, ma parliamo invece di una mostra, Una donna in Prato. Questo è il titolo della mostra ospitata a Palazzo Angeli in Prato della Valle fino al 31 di luglio, attraverso il quale 40 artisti chiedono che tra le statue dei padovani illustri, tutti uomini, per ora trovi finalmente posto anche una donna. Finiva il XVIII secolo quando alla dogaressa polissena Contarini da Musa i cittadini di Padova vollero dedicare la statua sullo stallo numero 45 del Prato della Valle. Sforzo vano, il doge Domenico Contarini la scalzò, ma la statua venne poi distrutta dai francesi. A raccontare la sua storia è questo quadro, il simbolo della mostra Una donna in Prato, visitabile con ingresso gratuito a Palazzo Angeli fino al 31 luglio, dipinto da una delle ispiratrici del progetto, Daniela Antonello. Siccome ci sono i 2 piedistalli avevamo pensato, siccome non c'è stato un riscontro effettivo da parte dell'amministrazione, abbiamo pensato proprio di mostrare che di donne in Prato che avrebbero potuto essere state messe in Prato, ce n'erano tantissime e che però la maggior parte sono sconosciute. Ed ecco allora le padovane illustri, dalla moglie di Francesco il Vecchio, signora della corte dei Carrara, che posero le basi di Padova, Urbs Picta, Fina, Buzzaccarini, alla padovana illustre per antonomasia, Elena Lucrezia Cornaro Piscopia, in 2 versioni, quella antica che riproduce la statua posta al Bo e questa decisamente più moderna. Donne che rispettano i criteri adottati nel 1744 dal Consiglio cittadino per il Prato. Dovevano essere personaggi famosi per Padova, che avevano dato lustro a Padova, che fossero morti naturalmente e poi che fossero fatti con la pietra di Nanto, le sculture con la pietra di Nanto. Un consesso per ora tutto al maschile, quello di padovani illustri di Prato della Valle, che la città, a partire dai suoi artisti, chiede di mettere al passo con i tempi. Una domanda che forse si pongono anche i piccoli padovani autori di questo racconto a fumetti. Le statue in Prato raccontano, Padova città d'arte svelata dai suoi personaggi famosi.
E siamo arrivati davvero al termine di questa nostra prima edizione. Io quindi vi ringrazio, vi do appuntamento a domani. Grazie davvero per averci seguito, grazie anche ai registi che ci hanno seguito passo dopo passo, Alessandro Granziera e Mattia Pizzaia. Grazie a voi per averci seguito, grazie, arrivederci.